Gruppo folk Ortobene, qualche istante alla regia e ovviamente noi continuiamo il nostro viaggio qui da Nuoro per la 119esima edizione del Redentore. E come potete vedere, perché ovviamente le nostre dirette oggi viaggiano in tandem attraverso Videolina e Sardegna Live, ci si allinea nuovamente per riprendere il percorso. Il gruppo folk Ortobene ovviamente adesso viaggia per le vie successive del centro storico e poi quindi il corso adesso subito e poi il gruppo spontaneo adesso il messaggio e dell'attenzione di tutti i presenti. Anche stamattina tantissimi sono giunti a Nuoro dietro questo invito che ormai è un appuntamento, una consuetudine irrinunciabile che negli anni ha saputo davvero valorizzare quello che è un sentimento d'appartenenza. Ecco le immagini meravigliose di tante presenze nuoresi, Franca Rosa, che davvero rispondono a questo invito, quasi una necessità di essere parte di un evento. Certo, iniziamo a vedere e abbiamo visto passare varie fogge e la differenza di dettaglio tra un colore di una gonna e un'altra talvolta è proprio indice di un'epoca che sta cambiando. Anticamente i bordi delle gonne erano molto più bassi, veri e propri nastri dell'altezza di 10 cm, con colori anche vari, potevano essere scozzesi, potevano essere violacei. Poi si è consolidata ed è diventata uno standard invece la balza e il bordo di cosiddetto moiré. Cos'è il moiré? È una seta marezzata tagliata a strisce in modo da valorizzare la presenza delle onde della marezzatura. Nelle gonne più antiche, insieme alle pieghe larghe della struttura in orbace, la marezzatura non prevedeva un'altezza superiore alle 2 onde, così dicevano le anziane, anzi le onde venivano chiamate melas in nuorese. Successivamente e soprattutto a causa di rifacimenti non proprio appropriati, spesso il bordo delle gonne è andato a salire in modo non opportuno. Devo dire che c'è in questi ultimi anni una grandissima attenzione e revisione anche di tanti dettagli che tendevano a sfuggire e che a lungo andare avrebbero determinato una perdita dei valori tradizionali di dettaglio, che invece sono ciò che deve essere valorizzato. Il 29 agosto 1901 segna l'avvio dei festeggiamenti in onore del Redentore ed è in occasione del giubileo del 1900 che Papa Leone XIII volle che in 19 località italiane venisse innalzato un monumento per celebrare Gesù Cristo, tanti quanti erano i secoli che scandivano il tempo dalla nascita di nostro Signore. E per la realizzazione dell'opera, alta 7 metri del peso di 20 tonnellate, fu scelto il calabrese Vincenzo Ierace. Un costo notevole quello da fronteggiare per quel periodo, 14.000 lire, e quindi venne aperta una sottoscrizione e si mobilitarono le autorità dell'epoca, in particolare il vescovo Salvatorangelo De Martis, che si era battuto in prima persona per la scelta di Nuoro, ma anche la scrittrice nuorese Grazia Deledda rivolse un pubblico invito attraverso i giornali dell'epoca per la raccolta dei fondi necessari. Del resto l'impronta religiosa del premio Nobel traspare nelle sue opere e nei suoi scritti. Nel 1934 incise la sua voce alla discoteca di Stato con alcune dichiarazioni concludendo in questo modo: ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Il coro Nugoro Amada, avete visto il passaggio, lo striscione che accompagna ovviamente, che precede e che annuncia la partecipazione di questo sodalizio che nasce nel 1993 e Bannet Duruglio a creare un genere musicale nuovo
adottando temi melodici, monodici, sardi che si contrappongono al modello polifonico classico. Il coro Nugo Ramada è oggi custode di un'ampia raccolta di canti proposti nel rispetto dell'autentico, quindi un percorso che appartiene alla memoria, ma non solo, perché è parte di una costante crescita della cultura popolare, organizza eventi di alto livello qualitativo e sempre e comunque nel segno del confronto. Il sodalizio è diretto da Gianni Garau ed è prevista l'esibizione di un canto, l'esecuzione di un canto, Ballutorrau, testo di Peppino Mereu. Lo ascoltiamo. Ti giuro francamente che non ti tenzo affetto, promore scamo, noi per si tranquille, non ti ne parza mai, ne pa motivo e mi so rancorella, so rancorella, amico finito, giovana inutilmente ti sei sposti in siseno, ideo pensate, ti giuro francamente che non ti tenzo affetto, promore scamo, ci sopra quelle ali, non ti ne passa mai, ne pa motivo e mi so rancorella, amico finito, Giovane inutilmente ti sei sposti si sei, tutti deo pensa ti pediamo. Ti giuro francamente chi non ti tenza affetto, promore scamo un attero vio. Si sopra in quelle ale non ti ne parsa male, ne fa motivo e mi tenne rancore. So rancore la Samus, amico finis, amico resta. se non ti posso amare, né dare dire creo, come te dias che bella mia, non te pesi incurvare, sono sul coro mio, chi prote non dimostra simpatia. su coro Manuel, non si piega mai, papita canno che ed è un lutra ma si non t'amato Si non ti posso amare, né dare dire creo, come te dias che rende pesi incurvare, solo un succoro mio, chi prote non dimostra. coro Manuel si piega mai, papita canno che ed è un trattempo ma si non t'amato Si non ti posso amare né dare dire creo, come te dias che rebellami. Deve si inculpare solo su coro meo, chi pro te non dimostra simpatia. Su coro Manuel dai, non si piega mai, palpita canno che ti segui. Ed io non lo trattengo, ma si non t'ama curva non de te. Giovana inutilmente, mi respostinsi, ideo vengo a ti giuro francamente chi non ti penso affetto promore scamo Grande applauso per il coro Nugo Ramada diretto da Gianni Garau. Pochi secondi alla regia e torniamo ancora in diretta su Videolina.
E con Sardegna Live ovviamente continuiamo il racconto, anche in questi istanti di pausa vediamo tanta gente davvero protagonista e partecipe di questa meravigliosa giornata, per fortuna baciata dal sole a dispetto delle previsioni, insomma, che nei giorni scorsi ci hanno fatto un po' preoccupare. E devo dire che le condizioni sono ideali anche per coloro che indossano l'abito tradizionale con tutte le sue forme, le sue fogge, le sue particolarità. Ovviamente questa prima parte è particolarmente dedicata agli amici di Nuoro, e come avete visto il gruppo folk Ortobene ha offerto alcuni passi di danza, poi il coro Nugoro Amada e adesso sarà la volta del tenore nugoresu Populos. Nuoro, 119esima festa del Redentore, Populos tenore nugoresu. Il canto a tenore non è solo una tecnica né un repertorio, dicono i nostri amici, è un modo particolare di vivere il rapporto con l'altro, di rappresentare il proprio accordo con gli altri componenti del gruppo, con la poesia, con la società e con quella cultura che nel corso dei secoli ha elaborato e tramandato quel singolare modo di cantare. Santa Maria e Muttos.
vecchi sul rutto di prosperità a San Soprante giunidone, saure gusto mutu, carta serenità de una vita in comune a San a Santo Franciscano e mi rugiamo bocche da una cumbistia a San a Santo Franciscano l'intera compagnia soschisemo sino che dure ma sa che tanno a San Populos tenore Nugoresu, anno 2000, il primo appuntamento, ma le diverse esperienze ovviamente confluiscono in questo progetto, perché ovviamente i singoli interpreti cantano da tempo. Abbiamo ascoltato un sonetto di Sebastiano Satta, eseguito di fronte alla Chiesa delle Grazie di Nuoro, Santa Maria e Muttos, e siamo pronti per continuare col nostro racconto e aprire le porte a chi arriva da fuori città, con Arizzo Tescile, il nome di un tacco calcareo che fronteggia l'abitato ed è simbolo di una delle località più suggestive del centro Sardegna. Siamo nella Barbagia di Bellevue, Franca Rosa. Arizzo è uno degli abiti tradizionali più documentati in assoluto e in tutti i tempi. I viaggiatori ne rimasero immediatamente conquistati, e quindi tra querelli, incisioni e quant'altro davvero senza soluzione di continuità si è arrivato fino all'era della fotografia. Ricordo che nel 1908 Caocci raccolse ad Arizzo gli abiti che poi confluirono per la mostra dell'11 di Roma, alla quale partecipò la Sardegna con numerosissimi comuni. E perché questo interesse per Arizzo? Si capisce chiaramente i colori, la forma delle gonne arcaiche e così via. Quindi il copricapo, il manto che si sovrapponeva anticamente insieme alla gonna e al grembiule da questa forma a striscia allungata sono tutti elementi che riallacciano ad una datazione molto antica di capi che, pur con trasformazioni, sono arrivati dalla fine del Settecento fino al pieno Novecento. Dalla Barbagia di Bellevue al Mandrolisai, a Zara, un luogo incantato, fascino perenne e meta attrattiva per i pittori che hanno trovato la miglior luce e la migliore ispirazione per dipingere. Si dice che ad Azzara sia nata la prima forma di arte moderna, una comunità curiosa per Antonio Corriga, calamita per Paolo Pillonca, e Azzara ovviamente anche in questo caso ha uno degli abiti più ritratti, più fotografati, più documentati. Certo, qui poi c'è l'aspetto pittorico che ha avuto la prevalenza. D'altra parte, resistere al fascino dei copricapo sovrapposti fino alla ultima, la benda molto inamidata che viene disposta, avvolta prima intorno al capo e poi lasciata con pieghe irrigidite sapientemente da stirature e inamidature, che compone questa sorta di svolazzo sulla testa delle donne, che ricorda un po' anche i copricapi di certi ordini religiosi di fine Ottocento e anche precedentemente. Dal Mandrolisai invece passiamo in Ogliastra con il gruppo folk Nostra Signora di Monserrato di Barisardo. Chiamato Bari fino al Regno d'Italia, questo centro dell'Ogliastra è sorto su un terreno paludoso. La torre saracena, eretta a difesa delle incursioni piratesche del XVI secolo, per decreto del re di Spagna, è una costruzione troncoconica, simbolo di suggestiva bellezza che guarda sul mare. Come ovviamente è suggestivo l'abito tradizionale di Biti con l'associazione culturale Sabita, e quindi in questo caso torniamo alla Barbagia settentrionale con questo gioco tra Ogliastra e
Bitti. Certo, mentre due parole ancora per Barisardo, un gruppo che ha condotto e sta conducendo ricerche per cui hanno presentato delle fogge tra loro apparentemente diverse, alcune riconducibili alla seconda metà dell'Ottocento pieno con alcune ricostruzioni e altre nelle evoluzioni che dall'Ottocento, fine Ottocento e primo Novecento sono arrivate fino agli abiti di transizione che conosciamo, con i passaggi quindi dai manticelli sovrapposti alle cuffie fino agli scialli in seta, frangiati e quant'altro, con similitudini anche con alcuni centri vicini, soprattutto nelle evoluzioni ottocentesche. Bitti è, come dire, una perla della Barbagia. Anche Bitti ha conosciuto un'ampia evoluzione spesso documentata, dal martelli alle fotografie fino all'uso diciamo tradizionale, perché non dobbiamo dimenticare che in alcune località, e Bitti è tra queste, alcune donne continuarono ancora a scegliere di usare come abito da sposa ancora negli anni 50 l'abito tradizionale, ed è evidente che in queste occasioni non venisse riproposto pari pari l'abito delle loro nonne o bisnonne, ma nella vita normale le scelte spesso portavano a modifiche lievi, per esempio nella lunghezza della gonna, nella dimensione delle pieghe, che sono andate via via stringendosi ad organetto, arrivando alle fogge appunto degli anni 40 e 50 del Novecento, e anche le acconciature del capo hanno subito notevoli variazioni, passando dalle cuffie a punta e arrivando invece all'assenza della cuffia e allo scialle appuntato direttamente sulla conciatura. Sono stata 40 giorni a Cagliari, la luminosa nostra capitale, una graziosa città moresca il cui mare ardente dai tramonti meravigliosi fa sentire la vicina Africa. Con le parole di Grazia Deledda, nel dicembre del 1899 la scrittrice soggiorna, qui conosce Palmiro Madesani e da quel momento inizia la seconda parte di una vita intensa che ha condotto ovviamente questa donna di Nuoro verso il premio Nobel. Il gruppo folk Quartiere Villanova di Cagliari, vediamo il ballo, ascoltiamo il suono e poi commentiamo anche il lavoro di questa associazione particolarmente interessante.
Francarosa, non deve essere stato facile per Cagliari rimettere insieme le parti di una storia, una città aperta a mille influenze, e invece loro con determinazione, passione e serietà hanno condotto un lavoro interessante. Interessante, importantissimo, culturalmente rilevante e, se posso dire, dagli esiti talmente perfetti da risultare quasi commoventi per chi come me e come altri che hanno passione verso la materia, hanno dimestichezza con le figure che l'iconografia ci tramanda e che loro rappresentano con una, direi, perfezione quasi commovente. È un gruppo che merita veramente il plauso di tutti, perché la ricerca non è stata facile dopo anni di torpore, diciamo così, delle tradizioni, nei quali apparivano e sparivano abiti rifatti in modo approssimativo. C'è stata una svolta considerevole che permette oggi di apprezzare la gran parte delle fogge festive, che non erano soltanto quelle delle panattare e dei rigattieri, quelli più noti nella tradizione, ma anche gli altri abiti, quello del pescatore e tutte le fogge veramente che erano relative ai mestieri e ai ceti tradizionali, macellai e quant'altro, che sono rappresentati con cura dei dettagli. E voglio ricordare che, per esempio, i copricapi maschili, oltre alle berritte e ai capelli a tesa, mostrano, ed è una rarità, anche le reticelle che raccoglievano le fluenti acconciature maschili. È un paesino desulo che in Sardegna fa macchia, resta da parte come un garofano dentro un mazzo di cardi. È la cronaca di Pietro Pancrazzi, che, vedendo passare in una manifestazione analoga a quella che stiamo vivendo insieme, rimase molto colpito dai colori di Desulo, dalla sua forma, dalla sua forza. Per Marcello Serra il tetto eccelso della Sardegna nel cuore dell'isola è il Gennargentu, che significa porta d'argento, suggerito ai sardi dalle cime di questa catena spesso scintillante di neve. Ovviamente Desulo, Francarosa, è un abito che si commenta proprio per la bellezza, la forza nel colore, il dettaglio, il disegno. Sì, certo, caratteristiche strutturali arcaiche, forme geometriche di tutti i capi d'abbigliamento, nei quali i ricami sono andati nel tempo aumentando, ma ad impreziosire ciò che sottolineavano, vale a dire gli stacchi cromatici tra i nastri e i tessuti di fondo, fossero essi panno o orbacee, che costituiscono la struttura, e poi le cuffie, che sono celebrate in tutto il mondo. Resta anche da dire che ho visto e ho apprezzato particolarmente che le ragazze con le cuffie indossavano la cuffia sulle acconciature corrette, vale a dire le trecce o lasciate sciolte lateralmente o raccolte sotto la cuffia stessa. Niente code di cavallo, peggio capelli sciolti, che caratterizzavano molti anni fa certi tipi di presentazioni. Graziano Canu ci chiede la linea perché è in compagnia del sindaco di Desulo. Sì, velocissimo, il sindaco di Desulo, che non perde un'occasione per sfilare al Redentore, vero? Non perdiamo occasione, anche per questo è l'orgoglio della provincia di Nuoro, ma della Sardegna intera, quindi complimenti veramente agli organizzatori. Che edizione è questa? Ha fatto quasi tutto il percorso? Ho perso il conto, io quando i desulesi chiamano io vado con loro. Sfilare in mezzo a duali di folla, oggi c'è tantissima gente, la sensazione qual è? Bello, veramente, dà uno spirito di grande orgoglio per la Sardegna. Ciao, grazie. Abbiamo quasi fermato il percorso, ma lo riprendiamo ovviamente con gli amici del gruppo folk Flumini Maior di Flumini Maggiore, un centro minerario del Sulcis Iglesiente, un paese sospeso tra le montagne ricche di vegetazione, e in questo paesaggio scorge a un certo punto, con la sua magnificenza, e sorge ovviamente il tempio di Antas, dedicato al Sardus Pater, scoperto nel 1836 dal generale La Marmora. E da Flumini Maggiore ovviamente si ritorna in Barbagia e di nuovo sul Gennargentu, perché Sorrossa e Monte di Fonni ci regala un altro spaccato di bellezza. Quindi Francarosa, questo passaggio, questo contrasto tra Flumini Maggiore e Fonni. Sì, Flumini Maggiore, abiti, diciamo,
ricostruiti in molta parte, molto semplificati. Fonni ha il vantaggio, come dire, di una tradizione che nella trasformazione si è comunque portata fino a noi, quindi non si può non ricordare che Fonni è caratterizzato da una gonna superiore esterna, quella che noi vediamo bene, che ha la caratteristica di essere collegata ad un corpetto a fascia, che funge da bustino, diciamo, e che è collegato direttamente alla gonna, cucito alla gonna, caso che accade in un altro esempio, che è quello di Orani, e che caratterizzavano in passato, diciamo anche in periodo cinquecentesco, molte fogge non soltanto sarde ma anche italiane, centro-meridionali, ma anche europee. Posso segnalare alcune tipologie vestimentarie dei Pirenei. Sotto la gonna che ho citato unita al corpetto, le donne di Fonni indossano una sorta di sottogonna, che in realtà è una gonna vera e propria in pesante orbace, meno lavorata, e che funge da sottogonna, è più lunga di quella diciamo ornata, e quindi la preserva e scalda la persona. Vediamo Galtellì, gruppo folk Tradizioni Popolari de Garteddi, il nome deriverebbe da Castellum, centro della baronia. Anche qui ovviamente è d'obbligo citare Grazia Deledda, che a Galtellì ha ambientato la sua opera sicuramente più conosciuta, Canne al vento. Galtellì davvero è uno scrigno da tutti i punti di vista di tesori, dal punto di vista religioso, architettonico, tanta cultura è passata e continua ad essere protetta da questo centro, che con il suo gruppo, il suo ballo, ovviamente restituisce sempre bellezza a quello che è il mondo della cultura popolare e delle tradizioni. Così come Gavoi, e ci spostiamo ovviamente di nuovo perché il nostro viaggio in Sardegna è a tappe, e Gavoi ci regalerà anche su Ballutundu Gavoesu, accompagnato da quegli strumenti tipici che animano uno dei carnevali più spontanei di comunità, che attraverso questo suono, soprattutto del Tumbarinu, trova davvero un ritmo ma anche una capacità di coinvolgimento davvero unica. Gavoi è il cuore della Barbagia, a un passo dal lago di Gusana, e Carmelo Floris ha dipinto la donna di Gavoi, espressione intimista di fede nella preghiera, e si reca in chiesa e tra le mani stringe un rosario. Questa è l'immagine. Assistiamo a Suballutundu Gavoesu.
Gavoi, gruppo folk Prolongo, ci lasciamo per qualche istante, ma proprio per qualche istante torniamo subito qui in diretta da Nuoro, Redentore. E ovviamente il nostro racconto continua attraverso la diretta di Sardegna Live. Alcuni saluti dalla Lombardia, Maddalena Muredu, Salvatore Manis, e ancora un abbraccio da Castelfranco Veneto, e viva le tradizioni della nostra Sardegna, viva Sardegna, saluti dalle Marche. Davvero in tantissimi stanno seguendo questo appuntamento attraverso Videolina e attraverso Sardegna Live. Siamo particolarmente contenti perché il tutto sta scorrendo con la leggerezza che ci consente di guardare con profondità ai contenuti, ma anche con bellezza a ciò che accade, a questo grande spettacolo delle tradizioni e della cultura popolare che mescola fede e colori in questa giornata d'agosto che celebra la 119esima edizione della Festa del Redentore. Sentite i suoni di Gavoi, tumbarino, triangolo, organetto e voce. Ecco i suoni di Gavoi che ovviamente accompagnano la formazione che ci ha regalato una danza di fronte alla Chiesa delle Grazie, ed è un percorso che adesso trova spazio nel Picer Real, questa parte di territorio di Sardegna che deve il nome a Eleonora d'Arborea, che così ha chiamato questo territorio dove sorge anche Ghilarza, in questo caso su Garruzzula Formazione, il paese dalle case di pietra ferrigna e dagli orti odoranti di menta e limoni. Così viene ricordato da Antonio Gramsci in uno dei suoi scritti. E ovviamente qui ci sono altre particolarità. Sì, il gruppo presenta sostanzialmente 3 varianti. Quella ottocentesca rappresentata magistralmente dal Dalsani, a sua volta ritengo ispirato ad una foto del fondo Giglioli della fine dell'Ottocento, sarebbe caratterizzato dal copricapo a manto color glicine lilla bordato di bianco. Poi c'è l'abito che ha accompagnato le ghilarzesi nella vita tradizionale fino a che l'abito, diciamo, si è estinto nell'uso, ed è quello nero che abbiamo visto sfilare al centro, e poi una ricostruzione che è quella fatta sulla base delle tavole del Tiole, che vede un Ghilarza completamente differente, infatti è quello sparito del tutto, caratterizzato da una sopravveste di cuoio, il colletto molto interessante, e che appunto il Tiole negli acquerelli del primo trentennio dell'Ottocento ancora mostra caratterizzanti l'abbigliamento di Ghilarza. Gruppo folk Sant'Andrea di Gonnesa, centro dell'Iglesiente, adagiato ai piedi del Monte Lisau, che si protende verso il mare con una spiaggia incontaminata orlata da dune. Fu fondato nel 1774 dal visconte Gavino Asquer. Anche questa formazione produce un lavoro interessante da diversi anni. Sì, un bel lavoro, devo dire con grande attenzione. Qui introduco una riflessione ulteriore ai volumi dell'abbigliamento tradizionale, che non è fatto soltanto di linee, di stoffe, di modelli e di tagli, ma anche di rispetto dei volumi del corpo, che di periodo in periodo enfatizzavano le forme femminili e maschili secondo quelli che erano i canoni estetici e di comunicazione del tempo. Una bella formazione, dobbiamo dire, questa di Gonnesa, che sta facendo passi notevoli e che mostra chiaramente l'aderenza a quello che è uno stile vestimentario di tutta l'area, compresi i lunghi cappotti del genere Serenico, di cui, se avremo modo, parleremo ulteriormente, che si agganciano alla vicina Iglesias. La vicina Iglesias, la città dal carattere sacro e nobiliare che vediamo passare in questo momento. 95 siti archeologici testimoniano le radici di un territorio abitato fin dall'antichità del pre-nuragico. Villa di Chiesa è il nome che le deriva non dal dominio pisano, ma molto più probabilmente da quello bizantino. E si parla di mantiglia. Sì, si parla di mantiglia caratterizzante, sovrapposta al velo, l'abito delle donne di ceto agiato, e anche per l'abito nuziale. Ma di Iglesias e di quella zona non possiamo non parlare dei calzoni cosiddetti a campana, che vengono non a caso subito citati anche dal Casalis nella seconda metà dell'Ottocento, perché nella
nel territorio isolano costituivano un elemento distintivo importante, vale a dire a campana calzoni di orbace, successivamente anche di panno, che anziché assumere la foggia a gonnellino sovrapposti a quelli di tela, assumevano questa forma allungata a campana, che è proprio uno stile particolare. Ittiri, centro della provincia di Sassari, che sorge alle falde del Monte San Giovanni, rinomato per la produzione artigianale di cestini, arazzi e legni intagliati. Uno dei suoi gioielli è la parrocchiale dedicata a San Pietro, eretta nel XVII secolo. L'associazione produce anche in questo caso cultura da decenni, parliamo di Ittiri Cannedu, stasera vedremo anche le danze di questa formazione. Tanti gli eventi che organizza, e vediamo già inquadrato il gruppo folk Tamuli de Macumere, quindi questo viaggio che ci porta dal Coros Logudoro fino ovviamente al capoluogo del Marghine, un altro centro ricco di storia che ha dato i natali a Melchiorre Murenu, uno dei più importanti poeti dialettali, cieco e analfabeta, dotato di intelligenza e memoria prodigiose, arguto e pungente, un tono spesso offensivo di quei versi che gli attirarono anche odi e rancori. Non a caso la sua spregiudicata schiettezza lo condusse alla morte per mano omicida. Aveva solo 49 anni e venne gettato dal dirupo di Santa Croce su ordine di alcuni potenti del paese. Quindi Franca Rosa, qua parliamo del Marghine, abbiamo visto sì. Ittiri poco prima. Certo, Ittiri c'è poco da aggiungere, tranne che la tradizione vestimentaria è continuata, diciamo, senza soluzione di continuità, se non nelle modifiche che le donne apportavano nella vita di tutti i giorni. Oggi Ittiri è un gruppo che propone varie fogge vestimentarie che in alcuni casi sono continuate fino agli anni 50. Di Macomer possiamo dire che presenta sia le fogge che si sono mantenute fino alla cessazione dell'uso, vale a dire l'abito nero femminile e maschile, quello maschile caratterizzato dai calzoni a tubo, che senza soluzione di continuità fino alla cessazione ha continuato a essere usato, e quello di tipo diciamo strutturato maschile con ragas e pantaloni di tela, che invece è stato oggetto di ricostruzione. Per il femminile c'è la versione diciamo ricostruita di tipo logudorese, quello rosso che abbiamo visto sfilare. Devo però segnalare che l'allungamento improprio delle acconciature del capo, vale a dire la sovrapposizione di veli e fazzoletti, non prevedeva anticamente l'allungamento della testa con crocchie appuntate sulla sommità del capo o troppo allungate, cosa che sta avvenendo, e segnalo per Macomer, ma ahimè temo dovremo segnalarlo anche in molti altri casi. Intanto abbiamo visto e continuiamo a vedere, perché c'è un gioco sapiente di rimandi che il nostro regista Angelo Palla conduce in ogni occasione per animare ovviamente il racconto anche televisivo, con Mara Calagonis, il gruppo folk della Proloco Marese, e Meana Sardo. Quindi c'è questo gioco di rimbalzo. Nel primo caso il nome Mara Calagonis riunisce due località un tempo distinte, Mara e Calagonis, che sorge nella parte orientale del Campidano a 17 km, mentre invece Meana, parliamo di quel luogo dove ogni gesto è armonia e dove bellezza tesse le trame del tempo, un paese di collina che ci regala anche una danza. Poi torneremo sia su Mara Calagonis che su Meana.
dei paesi che ha meglio conservato la memoria attraverso le tradizioni, il vestiario tradizionale, l'artigianato. Ecco, Francarosa, io mi metto dalla parte di un turista che qua oggi è angolo e che guarda e vede prima Maracalagonis e poi Meana, due modi diversi, diversissimi di rappresentare la tradizione. Magari nel primo caso questi gioielli che ci hanno subito attratto in maniera ammirevole, con uno sguardo che non può non poggiarsi su tanta luce, e nel secondo caso altra bellezza descritta, raccontata in maniera differente. Certo, intanto Maracalagonis che abbiamo visto racconta la sontuosità della femminilità delle donne, delle famiglie agiate negli abiti di massima gala. Ovviamente la quotidianità richiedeva altro tipo di abbigliamenti e Maracalagonis ha rappresentato e portato, come è anche corretto che sia, alla sfilata del Redentore, alla festa del Redentore, gli abiti di gala. Meana è lo specchio di un mondo più, se vogliamo, conservativo, e nel caso di Meana è un gruppo che ha mantenuto e che sta valorizzando sempre di più le varianti, che però non hanno subito tantissime modifiche, né hanno mai come dire, strizzato l'occhio a eccessi di civetteria o eccessi di ornamentazione. Le bende di Meana, le camicie di lino, le gonne rosse a larghe pieghe, con l'accompagnamento nel caso degli abiti festivi matrimoniali, dei giubbetti in lampassi e brocati laminati spesso di grandissima qualità. E voglio sottolineare che precocemente le spose già nel primo Novecento e alla fine dell'Ottocento a Meana sostituivano la benda col velo di tulle sotto il quale si inseriva però un fazzoletto di lanetta stampata o di sete stampate a motivi floreali. Intanto vediamo su Gologone Oliena, terra ospitale di pastori e tessitrici, ricca d'olio, di miele e di vino. La gente di Oliena difende con misura il suo rapporto con le tradizioni, così come la descrive il 18enne Gabriele D'Annunzio dopo avervi soggiornato nel 1881. Oliena davvero è un altro di quei centri della nostra terra che riesce sempre ad attirare ammirazione per tutto, anche per il carattere vivace, per la gioia di accoglienza. Tutti hanno sottolineato questo aspetto e mi riferisco ai viaggiatori anche dell'Ottocento, della prima metà del Novecento, e la voglia di danzare, di riunirsi, di fare comunità attraverso quei balli che tra l'altro sono di un repertorio che appartiene solo ad Oliena. E con Oliena salutiamo anche la Proloco di Oniferi Sant'Anna e il gruppo folk di Orani. Ecco, questa è la successione di queste formazioni che ci permettono di stare in centri intorno a Nuoro. Quindi questo Sì. Il viaggio è abbastanza circoscritto in questo caso. Che cosa possiamo appuntare velocemente I per le centri tre formazioni? intorno a Nuoro, e Orani è uno di questi, mostrano un'affinità di alcuni capi base dell'abbigliamento, la linea delle gonne, poi ne parleremo, i giubbetti maschili, però Orani ha un suo abito peculiare che è, l'ho citato prima, è quello denominato Iscarramagno, un nome apparentemente impossibile da decifrare e che in realtà ci rimanda alla parlata bizantina, quando Scaramangion era l'abito cerimoniale di corte e anche sacerdotale, e dunque l'esito Iscarramagno di una veste cerimoniale di gala caratterizzato da una gonna a plissettatura fittissima che non è in orbace ma in canapa e lana, è tessuta con modalità particolari, unita anch'essa al corpetto. Per il resto molte similitudini con l'abito nuorese a denotare un'identità territoriale forte anche nell'abbigliamento, in cui poi i dettagli declinavano e sottolineavano le particolarità locali. Giusto per stare su Orani, c'è una frase della Deledda nella Via del Male molto bella che ci richiama a un po' al discorso che stiamo facendo. Sotto capanne di frasche i negozianti esponevano le loro stoffe d'occasione, lo scarlatto sanguinava al sole, i broccati scintillavano, tutta una flora inverosimile sbocciava sui fazzoletti e gli scialli paesani. Ovviamente ritrae
questa scena al santuario di Nostra Signora sul monte Gonare, e quindi c'è questa bella fotografia che in questo momento è in movimento e riguarda il gruppo folk Saludo Sproloco di Nuoro con il ballo su Dillu accompagnato da Giampaolo Piredda. Bellissime immagini, quelle che ci hanno restituito una danza da parte degli amici del gruppo folk Saludo Sproloco di Nuoro. Sì, alcuni dettagli che volevo evidenziare che sono stati visibili, ma ovviamente bisogna avere un po' di esperienza per coglierlo, sono le differenze tra gli abiti di pieno Ottocento con la gonna di orbace, quelli con la gonna in panno, che spesso associano come copricapo dei fazzoletti quadrati ripiegati a triangolo, ma in tessuto di seta, spesso di colore anche chiaro. Un'altra variante che questo gruppo sta presentando è quello dell'abito da mezzo lutto, caratterizzato dalla benda scura e dall'indossare zuzzipone, che sarebbe il giubbino rosso, al rovescio. Quindi l'indumento a doppio dritto, questo è tecnicamente il nome degli indumenti che si possono portare al diritto e al rovescio, permetteva, e in alcune località marcatamente veniva realizzato con questo scopo, di sottolineare gradazioni particolari dei momenti della vita anche sociale, di relazione. Quindi a fare condoglianze, ad esempio, si poteva andare in mezzo lutto in segno di osservanza per il dolore altrui e così via. Anche il modo di portare i fazzoletti devono essere strettamente legati alla datazione dell'abito nel suo insieme. Quindi gli abiti di fine Ottocento richiedevano fazzoletti molto più ampi nelle dimensioni, allacciati in modo da nascondere completamente il collo e la gola. Via via che si avvicina agli anni 40 e 50 le fogge diventano più contenute e le donne mostrano con civetteria parti del corpo che prima era impensabile mostrare. E intanto vediamo Orgosolo, sorge nel suggestivo scenario del Supramonte, inesauribile bellezza, e i murales documentano scene di vita a colori, fatti e stati d'animo, storie, tradizioni. E murales è anche il nome dell'associazione culturale ospite del Redentore di Nuoro. Stasera, insieme a tante altre formazioni, animerà anche lo spazio dedicato alle danze
ai canti e ai suoni di Sardegna. Mi piace citare anche Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta del 1961, che ottenne il premio Opera Prima alla 22esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, oltre a numerosi altri riconoscimenti. Anche qui una fotografia, Franca. È naturale, Orgosolo con le sue doppie gonne, anche triple gonne nei casi più complessi, un grembiule, io li chiamo grembiuli manifesto, grembiuli bandiera dell'identità locale, perché non hanno altra funzione se non di significare l'appartenenza culturale a una data comunità, anche se di questi simboli arcaici per Orgosolo ma anche per Nuoro e altre località si è perso il significato e spesso i simboli stessi sono stati accompagnati e talvolta soffocati da inserimenti di motivi floreali molto più recenti. Rimane una struttura sontuosa e un gruppo che indossa questo abito con grande serietà e impegno, e che in molti casi i suoi componenti accompagna con le calzature giuste, che erano stivaletti allacciati o scarpe poco civettuole, molto maschili, che erano tipiche del primo Novecento, mentre le ultime donne di Orgosolo che si sono sposate negli anni 50 abbinavano naturalmente scarpe più leggere, spesso di foggia moderna. Giuseppe Cabiddu con l'armonica a bocca accompagna su Ballu Brincu del gruppo folk Santuiacu di Orosei. Ballu Brincu, che prende il nome dal complicato salto Brincu inserito nella battuta del movimento ritmico ripetuta per tutta la durata del ballo. Orosei.
Sant'Uliacu Orosei, che si apre sull'omonimo golfo, una delle zone costiere più selvagge e affascinanti. A Pasqua si rinnovano i riti della Settimana Santa con i canti delle confraternite, il santuario del rimedio, anche lì tante scene di vita meravigliosa e di comunità ben descritta in tante opere. Volevi dire qualcosa su Rosei? Sì, volevo dire che la differenza cromatica vistosissima tra gli abiti delle donne in rosso e un damasco in origine di seta rosso e le donne che indossano le varianti in panno con la bordo di seta ricamata sono dovute a un'originaria foggia riservata alle donne di ceto agiato roseino che in damasco rosso indossavano il giubbino e la gonna era sovrapposta ad una gonna sottostante in orbace. Successivamente arriviamo agli anni più vicini ai nostri, quindi i famigerati anni 50 e in qualche caso 60, le donne estesero questo indumento sotto la gonna rossa, non portarono più la tunica di orbace e l'abito rosso diventò l'abito delle spose, che talvolta in quegli anni abbinavano acconciature a velo moderne, mentre la tradizione voleva si indossasse o il fazzoletto di tulle di cotone o di seta ricamato a mano e ripiegato a triangolo o l'ampio scialle di seta che caratterizza, come abbiamo visto, anche altri paesi del circondario di Orosei. Orotelli, arroccato su un rocciaio granitico ai confini della piana di Ottana, storicamente si è distinto per la sua economia agricola. Pensate che la coltivazione del grano nel suo territorio gli è valsa una medaglia d'oro conferita a Venezia nei primi anni del Novecento. Meravigliosa la parrocchiale di San Giovanni Battista, veramente particolarmente bella, e nella piazza che la ospita c'è anche un antico portale, ingresso dell'antico cimitero. Orotelli ovviamente anche il suo carnevale con i turpos ed è ovviamente danza, abito tradizionale, cura e rispetto di un valore che ovviamente loro sanno sempre rappresentare. Sì, a parte qualche calzatura femminile eccessivamente alta, soprattutto se indossata con abiti vedovili, bisogna dire che rispecchiano più o meno le fogge di cui abbiamo parlato, talvolta in modo molto fedele. Anche qui il gruppo ha mostrato le varianti da mezzoluto con giubbetto alla nuorese, così si dice, ma insomma è evidente che era di tutti, indossato con la benda e la gonna scura. Osilo sorge su una delle tre colline del Tufudesu, nella parte più alta del paese, svetta dal 1200 il castello fortezza dei Malaspina e dalle sue torri si ammirano panorami incantevoli. Il costume di Osilo venne indossato anche dalla regina Margherita e da altre donne di casa reale nei diversi viaggi in Sardegna, e anche su Osilo solitamente si apre una bella parentesi di discussione anche per tutte queste particolarità che porta in sé. Beh certo, un abito che già nel 1908, voglio ricordare, il Liperitolu descriveva con dovizia di particolari, e già nel 1908 il Liperitolu segnalava la scomparsa dell'originario abito di orbace caratterizzato dalla doppia gonna di orbace, che è rimasta nelle varianti che non sono soltanto da lutto ma anche da visita, quindi portate quali segno di distinzione, così come anche in un trattato apposito segnalava la peculiarità dell'abbigliamento maschile, la sua aderenza da un lato alla tradizione e dall'altro già nel 1908 l'introduzione delle fogge più moderne ad opera di braccianti e di un ceto popolare che attingeva ad un mercato più economico per quanto riguardava l'abbigliamento quotidiano. Ammentos de Ossi, associazione culturale Santu Bertulu San Bartolomeo, è la parrocchiale edificata che conserva preziose statue lignee. Parliamo di Ossi, della provincia di Sassari, quindi rimaniamo nel territorio dopo Osilo e prima di Ovodda. Anche Ossi ha delle
belle particolarità da mettere in evidenza, Sì. e poi entriamo nel discorso di Ovodda. Sì, ecco, abbiamo visto rispetto ad Osilo le gonne rosse che hanno caratterizzato, abbiamo visto anche la gala di Ittiri, rosse con bordo bianco, quasi sempre ricamato in modo assolutamente raffinato, e i fazzoletti e i veli indossati aperti sul lato breve a incorniciare il volto e sovrapposti a cuffie, nel caso di Ittiri a sacco, nel caso di Ossi si utilizzano soluzioni simili, spesso con un eccesso anche qui di allungamento della testa, ma sull'abito di Ossi, così come di molti altri gruppi, ci sono stati studiosi che in tutta la Sardegna hanno condotto ricerche. Ricordo, per quanto riguarda Ossi, la prima ricerca condotta e pubblicata da De Martis sul vestiario appunto tradizionale, aspetti del vestiario popolare di Ossi. Mi pare che sia un lavoro già del 2003, quindi di uno studioso ed esperto quale De Martis, maturo e compiuto nella sua attività. Continuiamo a vedere Ovodda che ha sfilato durante questo discorso, Sozio de Ballo Rocole di Ovodda. Io oggi sospenderei qualsiasi discorso sull'abito tradizionale, su tutto ciò che appartiene al mio paese, perché mi piacerebbe con te ricordare Piero Mattu. Mi associo completamente, non servono troppe parole. C'è da dire che una vita spesa al servizio della comunità, nel rispetto e per la valorizzazione delle tradizioni, con attenzione alla festa ma alla crescita sociale delle giovani generazioni, che anche grazie all'attività all'interno di gruppi folcloristici hanno, dalle zone più interne talvolta emarginate o disagiate, una possibilità ulteriore di riscatto e di confronto e contatto col mondo. Una passione incredibile, stasera lo faremo anche dal palco del Frogheri, dove lui ha portato il suo ultimo ballo. Lo scorso anno era già gravemente provato dalla sua malattia, però non si è sottratto mai fino all'ultimo giorno, con questo amore condiviso in famiglia, che oggi è presente al completo dalla moglie ai figli, perché quello è stato l'ordine di Piero. Questa passione non doveva essere spenta da qualsiasi motivo, meno mai dall'assenza di uno che è vissuto per difendere le tradizioni e la cultura del proprio paese, con un amore ricambiato nel mondo delle tradizioni popolari. Gruppo folk Beata Vergine del Rimedio di Ozieri, la perla del Logudoro. Anche questa formazione è presente con orgoglio e gioia a questo evento e precede il passaggio dell'associazione Banderas e Iscriglias di Pattada. Rimaniamo anche qui nell'ambito della provincia di Sassari. Infatti Ozieri, che abbiamo visto passare, attenzione, non erano vedove le donne vestite di nero, si trattava di un abito di gala, come avete visto, contraddistinto, come anche in una delle varianti di Pattada, dall'ampio manto che viene allacciato posteriormente in vita e rialzato sul capo, sovrapposto a sua volta a un fazzoletto. Per Ozieri, come per la vicina Pattada, era presente l'insieme delle ragas abbinata al corpetto, ma anche la variante più avanzata, più vicina a noi, caratterizzata dai pantaloni lunghi a tubo. Il gruppo che vediamo di Pattada mostra negli adulti le varianti, sia quella del manto che era delle famiglie agiate e anche di nuziali, sia quello più antico caratterizzato dallo scialle di seta avvolto ampiamente intorno al capo. Anche in questo caso mi preme dire che un minimo di rialzo eccessivo delle teste anche qui sta iniziando ad avviarsi, ed è il caso che venga intercettato immediatamente da Capogruppo e riportata la rotondità tradizionale. Devo anche dire che colgo l'occasione per congratularmi con il gruppo qui presente, che ha dismesso alcuni abiti tradizionali che sono invece apparsi in altri contesti processionali come a Sant'Efisio, nei quali con arbitrio assoluto erano state introdotte delle varianti decorative assolutamente inappropriate, che qui invece plaudo al fatto che non siano apparse. Quindi Ozieri, Pattada, e poi abbiamo visto Ploaghe, e tra poco dopo Cabras, l'esibizione ci concederemo una piccola pausa.
E intanto Ploaghe Sì, una battuta. due parole su Ploaghe: sontuosi i corpetti che sono talmente magnificamente lavorati da essere spesso finiti incorniciati alle pareti delle varie case, un abito scomodissimo da indossare, con i volumi delle gonne enfatizzate nella parte posteriore da una sorta di groppa che è per di più sottolineata dalla partizione cromatica e di qualità di tessuti che lo caratterizza. Il manticello, perché questo è il copricapo che oggi vediamo caratterizzato da una croce gialla in campo cromatico azzurro o violaceo, era in realtà in antico un semplice manticello in cui le parti decorative in velluto di seta erano molto più ridotte e dunque il manticello era cromaticamente giallo o arancio con delle partizioni blu o violacee. Successivamente le parti ornamentali sono andate ad aumentare fino a formare questa croce ornamentale. Associazione culturale a Sacrabarissa di Cabras, e al termine del ballo una piccola pausa.
Associazione Culturale a Sacrabarissa, Cabras, pochi istanti e torniamo di nuovo in diretta su Videolina. Mentre continuiamo la nostra diretta con Sardegna Live, che non concede pause e tregua a questo lungo racconto che ha già superato la metà dei gruppi in rassegna che si sono dati appuntamento quest'oggi a Nuoro per la 119esima festa del Redentore. Tra poco puntualizzeremo anche alcuni aspetti riguardanti Cabras e questa associazione culturale che ha voluto portare ovviamente il risultato di un progetto, di un lavoro che va avanti da tempo, credo anche con la complicità di Franca Rosa Conto, che ha avuto modo di visionarne ovviamente le diverse fasi. Associazione Culturale a Sacrabarissa di Cabras, dicevamo Franca Rosa, un progetto attento, abbiamo assistito all'esibizione del ballo accompagnato dalle Launedas di Stefano Balia. Seguito, curato da Matteo Poddi, che insomma ho seguito nelle fasi anche travagliate di scelta di rappresentare la sua comunità così com'era, vale a dire non solo di gente che andava in giro senza calzature. Gli scalzi di Cabras sono famosi, giustamente noti anche per gli aspetti poi cerimoniali legati alle cose, ma la tradizione cabrarissa richiedeva più e più abiti, e qui vediamo veramente uno spettacolare esempio nel quale vi ricordo i dettagli costituiscono cosa rilevante. Basta il dettaglio del fazzoletto delle donne, che deve avere la punta centrale, le cocche del fazzoletto che devono essere orientate in un modo e non in un altro, l'uso dei tessuti, delle calzature, gli abbinamenti, e infine anche per le attività quali la pesca o attività domestiche anche l'andare in giro scalzi con abbigliamento, con cotonine e quant'altro. Un settimanale pubblicato a Napoli nel 1936 ritrae in copertina la principessa Mafalda mentre trascorre alcuni giorni d'estate in Sardegna e recita la didascalia. La fotografia riproduce la figliuola del nostro sovrano in costume di samugheo, seduta a cavallo alla maniera sarda, col primo maestro di cerimonie del re, conte di Sant'Elia. Anche in questo caso l'abito tradizionale del samugheo, così come nelle primissime edizioni della cavalcata sarda, quelle storiche, mostra di bellezza, di colore, e come vediamo cattura anche ovviamente l'attenzione in questo caso di un settimanale d'oltremare in tempi lontanissimi da noi. Vediamo nel frattempo anche Sarule. Possiamo fare un ponte tra questi due centri? È un po' difficile, comunque diciamo che i reali erano spesso gli sponsor privilegiati e i pubblicitari per gli abiti tradizionali. L'abbiamo visto per Osi, la maggior ragione per Samugheo. Anche gli abiti di Samugheo che sono ospitati al Museo del Costume di Nuoro hanno un'origine di questo tipo. In origine Samugheo aveva un abito con queste caratteristiche, con un'enfasi enorme dedicata al copricapo femminile, veramente una sovrapposizione fino a 7 elementi tra fazzoletti, scialli di vario tipo, e in particolare il grembiule avvolgente, tant'è vero che prende il nome di quinta, che avvolge la figura, è costituito da 2 teli di orbace sovrapposti, in origine ricamati sobriamente proprio per enfatizzare le parti, e poi finendo per essere integralmente ricamato, ed è uno dei pochi indumenti ricamati su orbace che siano presenti in Sardegna. Per il ricamo sull'orbace non è né facilissimo né come dire, semplice da realizzare. Per quanto riguarda Sarule, anche qui colori e strutture che ci rimandano alla familiarità con l'area del nuorese della quale parlavamo, con le differenze nel modo di indossare per esempio il zippone
maschile con la baschina non raccolta dentro le ragas ma lasciata libera, e dunque anche l'indumento aperto nella parte anteriore. Poi parleremo magari di camicie e di quant'altro più avanti. Il il ponte tra Samugheo e Sarule in realtà lo vorrei fare io, perché abili mani su telai secolari hanno intrecciato tappeti arazzi splendidi per colori, disegni ed esecuzione a Samugheo, ma non da meno a Sarule, seppur con figure, stili, geometrie differenti. Però pensiamo a Saburra, per esempio, che è il nome arcaico del tipico tappetto di Sarule, che è uno dei manufatti che caratterizzano la storia artigianale ed artistica del piccolo paese, che conserva intatti valori e tradizioni. Ma abbiamo anche il gruppo folk Gurusele Tattari di Sassari, capoluogo di provincia, seconda città della Sardegna, e la Fontana del Rosello è un simbolo di Sassari, di fatto un pezzo unico di dotazione architettonica che non ha pari in Italia. L'antica fonte del Gurusele era di età romana, una generosa risorsa idrica che alimentava l'acquedotto destinato alla città di Turris Libissonis, che è l'attuale Porto Torres, e che poi dal 1606 cambia il suo volto. E oggi davvero è un bellissimo monumento che ha dato il nome a questa formazione. Parliamo di Sassari, ma parliamo anche di Sedilo. Franca Rosa. Sassari è un abito tradizionale frutto integrale di ricostruzione basata sulle fonti, ricostruzioni sulle quali sono intervenuti diversi, tra cui tra i primi Giuseppe De Sole. Devo dire che condivido alcune delle scelte proposte, alcune le condivido totalmente, altre meno. Devo dire che, essendo comunque un tipo di abbigliamento che rimanda ai primi decenni dell'Ottocento, le calzature dovrebbero essere tarate meglio su questo tipo di datazione, così pure come i volumi complessivi degli abiti, senza entrare ora, perché non si può farlo visto che il gruppo è ormai passato, nel dettaglio di alcuni aspetti. Ma attenzione, non diciamo che è un abito completamente inventato, perché la ricerca e la ricostruzione sono stati fatti con attenzione. È ovvio che nel proseguo degli anni dai prototipi bisogna stare attenti che piega prendono poi le edizioni successive, ma questa è un'altra storia. Sedilo coerente con se stesso, sobrio nell'oscuro degli abiti e con questa fiamma dell'allacciatura del corpetto e la benda sobria e avvolgente, direi che come dire, nei decenni mantiene con coerenza uno stile molto riconoscibile, elegante, sobrio e caratterizzante la località. Salutiamo ovviamente il gruppo folk Santuantine di Sedilo, che è nato nel 1982, è questo luogo dove l'Ardia è appartenenza comunitaria, la più profonda per ogni sedilese, non solo per chi prende parte alla corsa ovviamente. E poi l'associazione culturale Fedora Puzzu di Selargius, che precede il gruppo folk Inuraghi di Sestu. Altro grande e magnifico lavoro. Qui vediamo delle cose particolari, il cappello piumato che le dame selargine indossavano nei loro spostamenti a sostenere il velo, a coprirle dal sole e ad imitare le dame che della nobiltà al tempo indossavano cappelli simili con insiemi vestimentari non tradizionali. Ma anche l'abito tradizionale delle donne, le dame che indossano questo vestito, abbiamo notato, ha colori e fogge leggermente diverse dalle altre. Anche il maschile, abbiamo visto, non so se verranno inquadrati di nuovo, l'alternativa alla uosa cosiddetta in orbace è la uosa in cuoio, che aveva il nome di borzacchino, ed era un coprigamba dentro il quale si raccoglievano i calzoni di tela, fatto in cuoio morbidissimo, che doveva avere la caratteristica di essere aderentissimo alla gamba, poteva essere allacciato o ornato di bottoni, talvolta anche d'argento negli esemplari più lussuosi. Un gruppo veramente che presenta tutte le fogge, quindi non possiamo che essere lieti di questa presenza alla nostra festa. Vediamo in questo momento correre le nostre immagini con il gruppo folk Inuraghi di Sestu. Per una questione solamente di ordine alfabetico, sì, abbiamo visto in successione Selargius, adesso Sestu, sì, e tra poco Settimo San Pietro col gruppo folk Nuraghe. Quindi dall'area archeologica di San Gemiliano idealmente passiamo
ovviamente alla chiesa di San Giovanni Battista, per esempio, col suo ampio Certo. sagrato, è uno dei più antichi edifici catalani, ma anche con la chiesa di San Pietro, che può vantare il campanile più alto del Campidano. E anche qui uomini e donne con acconciature correttamente proposte, anche la foggia dello scialle, lo stesso scialle può essere presente nell'abbigliamento tradizionale dell'isola da nord a sud, ma come lo portano a sesto con la piegatura doppia anteriore, la sovrapposizione a fazzoletti o anche a selargius naturalmente, a quartu, sono gli stessi fazzoletti che abbiamo visto per esempio in testa a qualche donna di Orosei, ma vengono indossati in modi talmente diversi da sembrare altra cosa. Anche per gli uomini vale il discorso delle berritte associate a fazzoletti o a cappelli a tesa, sovrapposti o meno ad altri fazzoletti o reticelle, adornati o meno di nastri e frange a seconda del livello di agio della persona e anche dell'occasione ovviamente nel corso del quale venivano indossati. Un'altra correttezza che io riconosco a questi gruppi è che gli indumenti tradizionali sono aderenti alla figura, così come la gala imponeva. Il su misura richiedeva questo, un su misura aderente al corpo, tanto più che se si prendeva qualche chilo tutto diventava ancora più stretto e non certamente l'extra large a cui oggi noi siamo abituati e che spesso viene abusato da alcuni gruppi folcloristici. Ballo e Prazza, Selargius. Chiedo scusa al gruppo folk Nuraghe di Settimo San Pietro, perché prima ho detto il ballo di Selargius, il gruppo folk di Settimo San Pietro. Pochi istanti alla regia e torniamo in diretta su Videolina. Continuiamo ad essere in diretta con Sardegna Live in attesa del passaggio di Silanus, quindi abbiamo assistito anche a questo ballo accompagnato dalle launeddas. Davvero è sempre ammirevole assistere a questo grande spettacolo per la sua varietà, per la sua ricchezza. Non basta ovviamente una manifestazione come quella odierna per raccontare questi eventi, perché ci vorrebbero ancora più pagine, ancora più ore, ancora più tempi per soffermarsi sulle tante cose che non riusciamo a dire, ma che cerchiamo nelle sintesi possibili e necessarie di trasferire davvero, soprattutto in termini di emozioni, perché questo è un po' il racconto, il filo che lega tutti i differenti passaggi, con le storie, con le tradizioni, con le culture che abbiamo modo di passare in rassegna. L'abbigliamento e il ballo che sono conservati questi origini dell'epoca, sono e dopo Silanus torniamo nel nord della nostra isola con l'associazione culturale Gruppo Folk, Castellana Medievali di Sigo. Piccolo lavoro agropastorale, per magari hanno le carte, hanno le conti, poeta, poetica, valente dell'ottava rima.
sono legati per le loro origini anche l'ottavo Presidente della Repubblica Tossia. Primi piani, immagini che parlano da sole, i volti di Silanus, il gruppo folk Tradiciones Populares, e i volti di Siligo del gruppo folk Santa Maria di Bubalis. Questi sono i passaggi che si alternano in questo momento di fronte alla Chiesa delle Grazie, in diretta per la festa del Redentore e la sua 119esima edizione. Gruppo folk Santa Maria de Bubalis di Siligo, gruppo folk Tradiciones Populares di Silanus. In questo caso il centro del Marghine edificato a mezza collina, e nel caso di Siligo invece il luogo che ha dato i natali a Maria Carta, Gavino Ledda, Gavino Contini, il grande poeta cavaliere dell'8ª rima. E poi sarà la volta di Siniscola. Franca Rosa, anche qui un ampio campionario, uno scenario meraviglioso da raccontare. Non posso andare avanti però senza ricordare la corretta presenza di bambini e bambine vestite con l'abbigliamento infantile corretto del gruppo di Settimo San Pietro, del quale non ci siamo soffermati a parlare perché ricalcava in parte, e possiamo anche replicare le affermazioni fatte per i precedenti. Per quanto riguarda Silanus, è un abito ricostruito sulla base di ricerche sulle quali ancora si potrebbe lavorare meglio, ma che costituisce da anni un punto di forza. L'abito di Siligo mantiene lo stile vestimentario tipico della tradizione locale, con corpetti magnificamente ricamati e quant'altro. Purtroppo devo segnalare che in modo assolutamente arbitrario e indebito insistono nella conciatura del capo, che vede questo velo sovrapposto a forme coniche che nella tradizione non erano assolutamente presenti, e dunque auspico che il gruppo possa completare una presenza che è comunque importante e significativa in questo modo. Arriviamo a Siniscola, che abbiamo visto transitare. Siniscola è un centro che partecipa in modo strano per l'abbigliamento della baronia e del centro Sardegna, con la presenza delle cuffie da testa sulla quale veniva sovrapposta la benda bianca, avvolta in modo da lasciare scoperta la parte posteriore. Abiti di Siniscola che hanno diciamo occhieggiato ad una tradizione della quale si erano persi però i dettagli, con ricostruzioni che non sono sempre completamente fedeli alla tradizione, mentre le varianti con i giubbini di velluto o i damaschi di seta di vario colore rimandano alla, diciamo, tradizione più recente, all'evoluzione che ha accompagnato le donne di questo luogo fino agli ultimi esiti dell'abbigliamento tradizionale e alla utilizzazione dell'abito di transizione. Vediamo inquadrato in questo momento il gruppo folk Sinnai. Antico e nuovo si intrecciano come i cestini che sono il fiore all'occhiello dell'artigianato locale, celebrato da una rassegna sulla cestineria tipica sinnaese Strege Fenu, ideata e organizzata dal gruppo folk Sinnai che ospitiamo, ed è presieduto da Alessandro Puget. Una tradizione artigianale varia, sempre viva. I cestini tipici ed esclusivi di Sinnai sono intrecciati con giunco e fieno e poi finemente impreziositi. Erano parte integrante del corredo della sposa, detto su Streju de Fenu, cioè recipienti di fieno. E vediamo anche il gruppo folk di Sorgono. C'è una teoria di Sergio Frau secondo cui Sorgono sarebbe il centro del mondo. Tanta storia, questa è sicura, è garantita da parte di questo luogo, nel cuore dell'isola senz'altro. Durante il periodo sabaudo divenne sede di una delle 13 province in cui fu divisa la Sardegna. Anche i colori di Sorgono sono presenti a questa bellissima festa, che precede a sua volta l'associazione turistica Pro Loco di Chiesi, e quindi torniamo nel Meilogu
dove c'è un'importante produzione industriale anche nel comparto caseario, oltre che la festa di Nostra Signora di Seunis e Sa Maestralina, che è il tipico canto unico in tutta l'isola che stasera ascolteremo. Una panoramica su questo breve viaggio? Sorgono partecipa piuttosto delle aree che abbiamo visto prima, quindi Azzara, Samugheo, con colori diversi, con la sovrapposizione di bende e il dettaglio importante che il gruppo ha saputo valorizzare, benché si fosse perso, del mezzoluto caratterizzato dalla benda gialla e nera indossate in accoppiamento tra di loro, l'indossare i capi al rovescio per il mezzoluto, e poi abbiamo visto il maschile, che è molto molto interessante, quello di Sorgono, con manti da campagna che costituivano appunto un accessorio indispensabile nella vita pastorale del tempo. Vediamo anche Tonara in questo momento passare con il gruppo folk intitolato a Peppino Mereu, uno dei poeti d'eccellenza di questa terra. Tonara è un paese alacre e laborioso. Sono fabbricati a Tonara quei carri arcaici di legno trascinati dai buoi che viaggiano in tutta l'isola, come i mestoli e i taglieri, o come quei campani dal suono medioso e grave che i pastori appendono alle bestie del gregge e che insinuano nella solitudine del paesaggio isolano il loro suono, nelle tanche, nei salti, una nota assidua di antica malinconia. Questa frase è di Marcello Serra, tratta da Mal di Sardegna del 1963. Sì, Tonara è un abito che riveste interesse intanto per la continuità dell'uso da parte delle sue donne, soprattutto le commercianti ambulanti, che la tradizione per fortuna consegna a ogni festa importante della Sardegna. Purtroppo devo dire che qualche replica dell'abbigliamento maschile, in particolare con eccesso di ornamentazione in pizzo, e femminile con gonne troppo corte e strette in molti casi, non rende merito ad una tradizione che addirittura prevedeva che per le ragazzine in età adolescente si usassero due sorte di grembiuli sovrapposti a lato, detti saschintas, appunto a memoria di quanto si diceva, e che quindi insomma è stato un pochino lasciato andare, ma un po' di strada da fare per riprenderlo si può certamente percorrere. Intanto assistiamo all'esibizione del gruppo folk Sue Ortakis di Bolottana su Chimbirinu, che è il ballo antico ed esclusivo di Bolottana, caratterizzato da 5 passi in 4 tempi musicali, allegro, cadenzato ed elegante nella sua semplicità.
nella regione del Marghine presenta una notevole tra le varietà di località più paesaggi a interessanti per il patrimonio boschivo e per la ricchezza delle acque sono da annoverare Mularda, ci sono Badde Saliges e Ortakis. Qualche istante, ma di nuovo in diretta ovviamente con noi per quel che riguarda Videolina. E ovviamente Sardegna Live tiene la sua linea aperta con tutti coloro che stanno seguendo l'evento. In questo momento vedete ricomporsi il gruppo folk su Ortakis di Bolottana, una formazione che nasce nel 1974. Bolottana, prima notizia storica, risale al 1341 ed è contenuta in un documento conservato nella Biblioteca Vaticana. Antico nome Golozzana, ed è ovviamente presente a questa 119esima festa del Redentore. Intanto una bella immagine che fotografa un'altra formazione interessante di questa isola che cammina tra i sentieri della tradizione. In questo caso è l'Ogliastra con il gruppo folk Sant'Anna di Tortolì. Tortolì porta ad Ogliastra l'accesso del mare a un territorio multiforme e sorprendente, con le sue spiagge, i suoi monti, l'ospitalità sempre generosa di un territorio che io personalmente amo moltissimo, Francarosa, che è l'Ogliastra. In questo caso vediamo appunto Tortolì. Sì, Tortolì abbiamo dal punto di vista vestimentario l'aggancio con le gonne, parlano da sole dell'Iglesiente, no? Qui vediamo l'Ottocento, le dame dell'Ottocento riflesse in quello che l'abbigliamento tradizionale popolare poteva permettersi. I tessuti naturalmente non sono tutti dello stesso periodo, ma abbiamo visto dei taffetà cangianti molto interessanti ed d'epoca, fino alle fogge ultime che sono quelle dell'abbigliamento così come è arrivato fino ai giorni nostri. Ricordiamo che Tortolì partecipa dell'Iglesiente e del Cagliaritano anche per la presenza del copricapo, diciamo detto mantiglia, ma in modo improprio in realtà. Si tratta di un manto a forma allungata con le estremità ristrette che in varianti sia di tessuti che di colore caratterizza sia Cagliari con la cosiddetta mantiglia cagliaritana, sia l'Iglesiente, abbiamo visto le mantiglie bianche e blu delle donne di Iglesias, e sia l'abito di Tortolì nelle varianti di gala. Intanto vediamo il gruppo folk di Uri, tra Sassari e Alghero, un centro del Basso Meilogo. A maggio si festeggia la Madonna di Paulis. Ricche le colture ortofrutticole, la produzione di vino e olio di oliva, fiorente la produzione di carciofi. Sono molto rilevanti anche gli insediamenti e le testimonianze delle numerose emergenze archeologiche disseminate nel territorio. Vediamo la gioia dei componenti del gruppo folk di Uri che organizzano diversi eventi e che oggi rappresentano una comunità veramente molto interessante. Uri precede il passaggio del gruppo folk Città di Villacidro. Stiamo trasmettendo questa 119esima edizione della Festa del Redentore su Videolina e in contemporanea su Sardegna Live, che cura l'organizzazione di questo evento promosso dal comune di Nuoro e che ha stretto questo rapporto di collaborazione con la più importante emittente regionale della Sardegna, che è tornata da un po' di tempo a trasmettere anche attraverso il canale satellitare, per cui ci fa piacere aver rimesso a posto questo ponte con non solo i sardi, ma tutti quelli che hanno un'occasione in più per guardare alla Sardegna, a queste magnifiche feste che qui si svolgono e che trovano, come oggi, occasione di interesse da parte di tutti. Per quel che riguarda Sardegna Live, ovviamente sul canale streaming.
Dicevamo Uri e Villa Cidro. Sì, per quanto riguarda Uri volevo cogliere l'occasione per fare una sintesi di quello che è la struttura dell'abito di quell'area, che vede una gonna generalmente in panno nelle varianti di gala, abbinata ad un corpetto di tipo rigido, poi se abbiamo tempo parleremo anche degli altri, a cui si sovrappone un giacchino, in realtà un bolero. Ecco, l'abito di Uri rispetto all'evoluzione che c'è stata dalla seconda metà dell'Ottocento mostra l'esito estremo che vede perfino la parte anteriore del corpetto rigido, che in origine era solo costituito dai nastri allacciati e che a Ittiri abbiamo visto trasformarsi in un pannello monocromo, a Uri viene ricamato tutto anche nella parte anteriore, con un bolero molto stretto, anch'esso ricamatissimo, e che costituiscono gli esiti ultimi di una tradizione presente in altre fogge in tutta l'area. Villa Cidro è il paese dei cedri, la cascata di Saspendula, ha ispirato anche la vena poetica di Gabriele D'Annunzio, che la cantò quando vi giunse durante un memorabile viaggio attraverso l'isola, tra l'altro lo stesso viaggio che ha toccato anche Nuoro, dove ha avuto questa notizia favolosa della pubblicazione della sua opera, che poi gli valse tanto in termini di riconoscenza, ma anche Oliena e altri centri vicini. Vediamo anche Villa Grande Strisaeli col gruppo folk Santa Barbara, quindi torniamo in Ogliastra. Prima di darti la parola voglio salutare Francesco, ha compiuto 18 anni la settimana che ci stiamo lasciando alle spalle, è una persona davvero speciale, in questo momento sono sicuro che davanti ai nostri schermi sta ridendo, è felice perché noi facciamo gli auguri a questa persona meravigliosa che abita Villa Grande Strisaeli. Te l'avevo promesso e come vedi lo abbiamo fatto. Franca Rosa. Bene, allora di Villa Grande che dire? La finezza e la sintesi di un orbace lavorato in modo tale da scanalare e trasformare le figure femminili in una sorta di colonne. Il chiaroscuro che le pieghe formano nella gonna e nel grembiule, abbinate al manticello trattenuto sotto la gola da un sogolo in argento lavorato in lamina e a sbalzo, costituisce sicuramente uno degli esempi più significativi di un abbigliamento tradizionale di antica origine. Il manticello a Villa Grande si sovrappone addirittura ad uno scialle frangiato avvolto intorno al capo, è un elemento veramente interessante. Anche questi dati come dire, di carattere dell'area ogliastrina si ripetono. L'abbigliamento maschile di Villa Grande per esempio ha questo straordinario intarso di giochi di colore tra i rossi che appaiono e i neri, e anche qui sottolineature con ricami geometrici a sottolineare i passaggi di colore. Come vedi Franca Rosa, abbiamo visto poi passare Villanova Monteleone, un borgo fondato nel XII secolo che sorge tra Bose e Alghero. Stasera torneremo a parlarne perché sarà protagonista con Singindulada e anche la patria ovviamente di Remuno Piras, e poi il gruppo folk Tradizioni Popolari Sorres di Villa Sor, altro centro agricolo e commerciale. Sorres deriverebbe dal latino orreum, che significa granaio, in riferimento alla grande produzione di grano per il quale venne scelto come luogo di raccolta. C'è un castello che in realtà è una casa fortezza, la casa baronale Siviler, che è diventata un po' un simbolo di questa località. Mi piace salutare anche Biagio Arigi, che secondo me è uno scrittore, un poeta raffinato di questa terra, che abbiamo ancora il piacere di poter salutare ogni volta che lui pubblica una sua opera. E poi il gruppo folk Biddobrana di Villa Urbana. A te passare in rassegna mi ricollego a Villa Sor perché molti anni fa Villa Sor non sarebbe stato ospite di questa manifestazione. Oggi lo è per il semplice fatto che il gruppo e le persone che lo compongono hanno guardato e riguardato la documentazione iconografica e hanno semplicemente riproposto ciò che il paese aveva come beni preziosi, facendoli indossare e indossandoli con la cura di dettaglio e di particolari che fanno diventare straordinaria ogni cosa quando ben indossata. Villa Urbana ha iniziato questo processo in tempi, diciamo, forse più lontani, continua adesso proponendo diverse varianti e riproponendo, questo è importante, non soltanto alla
attenzione degli spettatori di feste come questa e di processioni, ma alla comunità stessa una rinnovata riflessione sull'abbigliamento tradizionale. Questi sono dati importanti che, come si vede, hanno un valore sia locale sia poi collettivo per tutta l'isola. Tanti applausi dagli spalti di questa città che oggi si è particolarmente ritrovata dentro la sua festa per eccellenza, la festa del Redentore, associazione per le tradizioni popolari Tiscali di Dorgali, che valorizza e tramanda la cultura popolare di Dorgali, capoluogo del turismo barbaricino, mare, montagna, verde, azzurro, tradizioni, ospitalità. La fama a Dorgali le deriva dalle bellezze naturali, ma anche dalla rilevanza delle sue produzioni artigianali e gastronomiche. I dorgalesi sono davvero maestri nelle varie arti e cultori della vita da almeno 2000 anni. E su questa associazione abbiamo sempre posto un accento positivo, su un valore sempre aperto anche alla ricerca, alla scoperta di nuove pagine di una storia da raccontare. Altro che una storia vera, è una storia vera perché questo gruppo ripropone né più né meno ciò che la tradizione nell'evoluzione ha consegnato a noi. E a parte la ricostruzione, perché non è una ricostruzione moderna, ma la riproposizione dei suoi stile randa sparito forse da più di un secolo e mezzo dagli orizzonti dell'abbigliamento tradizionale vero, cioè quello che uomini e donne indossavano abitualmente, il resto è la corretta proposta di quanto uomini e donne di Dorgali hanno indossato nelle varie occasioni della vita quotidiana. Ampia anche la partecipazione di Oniferi con il gruppo folk Proloco Sant'Anna, un monumento sepolcrale tra i più importanti del Mediterraneo, avvalora l'interesse che studiosi e archeologi hanno sempre avuto per Oniferi, centro del Nuorese che si affaccia sulla verde vallata di Sacosta. La parrocchiale di Sant'Anna, la chiesa di San Gavino Martire si trovano al centro del paese e quest'ultima è di grande pregio artistico. Parliamo di Oniferi e non possiamo non parlare del suo ballo, del suo canto a tenore e ovviamente anche del suo abito tradizionale. Certo che ancora una volta per l'area propone capi di base molto simili strutturalmente, indossati accostati a gonne di orbace o di panno e a corpetti molto simili a quelli presenti nei centri del Nuorese di cui abbiamo già discorso. E arriviamo a Nule. Su Furione, culture e tradizioni popolari di Nule, un ricordo di Francesco Scanu, che era Zuccaretta, che ultra ottantenne accompagnava con il canto a San Moresa il ballo a passulestru, veloce e saltellato con grinta e simpatia. E devi sapere che io 20 anni fa, esattamente in questo momento, cioè nel mese di agosto, iniziavo il mio percorso a Videolina con Sardegna Canta, e quindi si apriva anche per me una storia personale che è coincisa poi con il racconto delle tradizioni. E Zuccaretta è la figura che più emerge da quei primi ricordi, perché era un uomo di grande simpatia, di grande passione, che giocava davvero con i suoni della tradizione ed era spesso ospite dei nostri incontri. Volevi però puntualizzare su altri aspetti? Volevo mostrare, le ultime immagini ci hanno mostrato di spalle due vedove in abito di Nule che indossavano la versione a coritu cosiddetta, vale a dire quella più antica, caratterizzate dal giubbino, dalle ampie maniche aperte completamente e chiuse in corrispondenza dell'avambraccio con dei bottoni in lamina d'argento globulari, anch'essi di foggia molto arcaica e tenuti uniti da lacci che sono anche caratterizzanti altri centri dell'oceano vicini a Nule. L'altra variante che abbiamo visto sfilare è quella detta zippone, con un indumento più come dire, civettuolo, che occhieggia sicuramente molto alle decorazioni spagnole, con ricami realizzati con perline, con vetri, frangette e quant'altro. Due aspetti di una stessa comunità che in vari periodi si è espressa, per quanto riguarda lo stile vestimentario, in un modo o nell'altro. Questo movimento prepara l'esibizione degli Amici del Folklore di Nuoro, che socchiudono
la lunga sfilata in onore del Redentore, perché in realtà poi ci sono altri aspetti che andremo a raccontare insieme e in diretta, ma gli amici del folklore quest'anno festeggiano e onorano i 50 anni di attività. Forse il compleanno più prestigioso di questa edizione correva l'anno 1969, quando nasce l'idea di riunirsi al fine di operare per la conoscenza, la salvaguardia, la divulgazione delle tradizioni popolari del centro Sardegna e in particolare di quelle nuoresi. Vedo il coro posizionarsi, quindi Tonino Paniziutti avrà modo di dirigere le voci in Barone e Sattirania. Casino provida mia, corrada e sappe in terra, declarate reggiosa guerra contra de sa prepotenzia, incomincia sa pazienza in suo popolo a mancare. Barone Sattirania, procurate moderare, mirate che sta sentendo contate voi su fuoco, mirate chi lo è gioco, chissà cosa tante veras, mirate chissà sa era minetta la temporale, fende così da male, scurtate sa che mia, procura de moderare, barone sa tirannia, somine chi si impostura, ia già degradau, parecchia s'antico grado, alziare che li ha de nou, parecchi su ranguso, pretenda su umanidade, sanormiosi schidade, si chi le custadia, procura de moderare, barone sa tirannia, justa populosa es hora de estirpar esos abusos, a terra sus malos usos, a terra su disputismo, guerra, guerras egoísmo, e guerras sus opresores, justos tiranos minores, desprezis humiliare, varones a tirannia, procura de moderare, varones a tirannia. Degli amici del folklore intonano canti che spaziano dall'antico al moderno, tra il sacro e il profano, così come anche le danze della stessa associazione trovano spazio nell'accompagnamento di un suono e nell'intreccio di un canto a tenore che è parte di una storia che continua. Davvero questo sodalizio ha saputo valorizzare tutti gli aspetti ovviamente della rappresentazione, sia in termini di canti che di danze del repertorio nuorese. E poi organizzano da diverso tempo il Festival Internazionale del Folklore, che è un'occasione anche per aprirsi al confronto con le danze e i colori del mondo che si ritrovano a Nuoro
sempre per dare vita a una manifestazione di ampio successo. Vedo Valentina Chirra in questo momento inquadrata, sarà lei ad accompagnare su Ballutundu proposto dal gruppo folk degli Amici del Folklore di Nuoro. Valentina Chirra. Le danze degli Amici del Folklore, in questo caso Ballutundu, per onorare i primi 50 anni di un'attività intensa che li ha visti davvero impegnati su tutti i fronti. Stasera li ritroveremo sul palco dello stadio Frogheri, dove avranno modo di tornare con altri canti, altri balli di un repertorio particolarmente rispondente, ecco, anche alle attese del pubblico che apprezza e che applaude in ogni occasione. Volevo approfittare anche, restando a Nuoro, per fare gli auguri in anticipo a Sara Cara Moncelsi, che il 26 gennaio avrà modo di festeggiare 100 anni, quindi di spegnere queste 100 candeline, e lo faccio perché stamattina ho incontrato una persona a lei vicina e so che ci sta seguendo e che segue tutto quello che accade nel mondo delle tradizioni popolari con grande lucidità, con affetto, e quindi questo amorevole messaggio di auguri ma anche saluto le arriva davvero dal nostro cuore, mio e di Franca Rosa. E intanto vediamo continuare il percorso. Prima delle 100 donne, possiamo puntualizzare qualcosa sull'aspetto del vestiario maschile dei bambini di Nuoro? Intanto gli auguri agli amici del gruppo Amici del Folklore. Abbiamo già visto passare 2 maschietti correttamente senza berritta, perché bambini sotto i 10 anni indossavano alla fine dell'Ottocento a Nuoro un copricapo rotondo a tamburello detto cincia, che poi diventava anche il copricapo per gli anziani quando stavano in ambito strettamente familiare. E l'abito maschile nuorese, che questa volta devo ringraziare i concittadini nuoresi, perché tutti hanno portato la berritta, mentre per anni sembrava impossibile che potesse accadere questo. Ecco, tutti quanti hanno indossato la berrita e alcuni anche sopra su zippone Zaspeddes o il cappottino. Ecco, questa immagine è una delle più attese da qualche anno, e cioè da quando il Redentore ha festeggiato i suoi 100 anni con le 100 donne, che ovviamente diventano una carezza ricca di colore, di sensibilità, di bellezza. Ecco, queste mani
tenute che si stringono, idealmente sono il simbolo di una Sardegna che cammina insieme, e da sempre le donne ci indicano la via migliore, quella che poggia più sul buonsenso, sul fermarsi a riflettere, sul contenere le reazioni e magari puntare meglio sulle emozioni, che in questo caso esplodono davvero nella vivacità dei colori. Questa fotografia, ecco, Franca Rosa, più che altre ci restituisce questa Sardegna multiforme nella sua ricchezza, nella sua varietà. Che impressione ti dà vedere questa immagine ogni volta? Ma per me è il simbolo che se camminiamo insieme e crediamo davvero che alcuni valori con fatica possano essere portati avanti, ma siano simbolici di altri valori, di altre fatiche che ci attendono nella quotidianità, allora è un valore, al di là della bellezza, dell'età, della statura, dell'estetica. Sono 100 momenti di cultura che devono attraversare la città oggi. A queste donne verrà offerto in dono un libro di cultura sarda, ma vediamo la banda della Brigata Sassari, una delle novità attese di questa edizione, diretta dal capomusica Andrea Azzeni, il maresciallo Andrea Azzeni. Costituita nel 1988, ereditata la tradizione delle disciolte bande regimentali, esordio a Cagliari durante la festa delle Forze Armate il 4 novembre del 1988. Ascoltiamo Timonios. Grande applauso per la banda della Brigata Sassari diretta dal maresciallo capomusica Andrea Azzeni. Abbiamo visto l'inserto delle Launedas che va a completare l'organico, ma che
marca ovviamente anche quel sentimento identitario che della nostra isola risponde a questo suono millenario che ci appartiene, che ci rappresenta e che ovunque ovviamente soffia dentro uno strumento quello che è un po' il nostro percorso poetico musicale. Vediamo il passaggio della banda della Brigata Sassari. E questo era un passaggio. Franca Rosa. Sì, volevo dire che il passaggio di una banda musicale non deve farci dimenticare che quegli abiti vestivano i nostri nonni e bisnonni, che passavano dal ruvido orbaceo al ruvido e doloroso grigio-verde, e che quindi per rispetto alla loro memoria, alla loro sofferenza e anche al loro ritorno, da luoghi che hanno comunque aperto orizzonti di difficoltà, sono tornati tra noi e hanno dato vita a ciò che siamo adesso, anche attraverso questi aspetti. Quindi il significato di questa presenza sotto questa luce acquista ovviamente anche un valore legato al ricordo, alla memoria che non deve essere cancellata e anche a quell'affetto che dobbiamo a una parte della nostra storia attraverso la quale siamo passati e attraverso la quale alcuni invece hanno dovuto anche sacrificare in termini di vita quello che poteva essere un futuro altrimenti vissuto. E tanto altro, e senza banalizzare naturalmente, molti, l'abbiamo detto per l'abbigliamento maschile, partirono in costume, indossarono la divisa e non indossarono mai più l'abito tradizionale. Altri, io ho un nonno che è stato nella Sassari, partì in costume, giovanissimo, fece tutta la guerra, tornò e rimise e morì con l'abito tradizionale nuorese. Guarda, questo scatto vale metà della nostra diretta e di questo racconto, perché ovviamente è personale ma si inserisce ovviamente tra le pagine di tutti, tra le pagine di tutti. Intanto vediamo il passaggio dei cavalli e dei cavalieri, anche questo è un momento molto atteso che ci avvicina verso il gran finale. Il cavallo è tradizione e cultura, in tempi non lontani era uno dei mezzi di trasporto e lavoro, un'esigenza quotidiana ma che non tutti potevano permettersi, perché anche questo era ovviamente un segnale, ecco, di appartenenza ad una classe che poteva eventualmente potersi garantire questo mezzo che allora era di trasporto e di lavoro. I cavalli bardati a festa sono invece oggi presenti nelle processioni religiose, dietro la statua del santo, fanno la loro comparsa nelle sagre, nelle diverse manifestazioni, e le feste a cavallo hanno origini antichissime, se pensiamo per esempio all'Ardia di Sedilo che si è sempre corsa a memoria d'uomo. Ovviamente questo passaggio di cavalli e cavalieri con l'abito tradizionale vede in questo caso anche la presenza di minori. L'altro giorno noi abbiamo aperto un confronto con diverse formazioni e tu hai voluto anche fare diverse puntualizzazioni in merito alla parte legata al passaggio dei cavalli e dei cavalieri. Sì, allora i bambini molto piccoli qui li vediamo in groppa ai poni, che certo non erano nella nostra tradizione, pochissime famiglie si contavano in Sardegna potevano permettersi di avere cavallini di questa natura, e soprattutto poi i bambini non ci andavano vestiti. Stiamo parlando di una manifestazione che attiene di più a momenti di altre zone come la cavalcata di Sassari, ma i bambini che facevano i loro trasferimenti con i genitori per venire, per partecipare con tutta la famiglia alle feste, alle sagre, di norma cavalcavano con i genitori, oppure, come abbiamo detto prima, raggiungevano le località sul carro. Solo agli adulti era dato l'accesso appunto in groppa a cavalli, dame e cavalieri, che la Deledda, lo voglio ricordare ancora una volta, descrive più volte. Ricorda che nelle tappe di avvicinamento ai santuari e ai luoghi delle celebrazioni
Le donne e gli uomini scendevano dalla cavalcatura, si rinfrescavano, le donne cambiavano il fazzoletto, cambiavano, aggiungevano una seconda gonna di gala e cavalcavano in groppa, dice la Deledda, ben strette al loro uomo, e da qui tante descrizioni e tanti romanzi che ora non citiamo. Quindi la cavalcatura e la coppia a cavallo, comunque l'individuo adulto a cavallo, nel momento cerimoniale manifestavano la propria prestanza e presenza. Non dimentichiamo anche che la cavalcatura era un mezzo di trasporto, ma che era un punto d'onore, come oggi può accadere con la Ferrari, con una macchina di grossa cilindrata, era anche rappresentativo di uno status importante. Nel lavoro come nello svago, questo felice connubio tra cavallo e cavaliere ha prodotto tante storie, alcune delle quali sono arrivate immutate fino ai nostri giorni, ed era anche un po' quello che colpiva la maggior parte dei visitatori che sbarcavano in Sardegna, che ovviamente avevano ammirazione per i paesaggi, per i costumi multicolori dell'abbigliamento, soprattutto per quello femminile, ma non da meno per la perizia e l'ardimento dei giochi che i giovani del paese improvvisavano in sella ai destrieri. Nei villaggi, in occasione di feste religiose o civili, veniva allestito uno spettacolo equestre all'interno dell'abitato, a volte con corse all'anello, a sapudda, al palo, oppure esercizi di abilità con 2, 3, 4 cavalli lanciati nelle pariglie, e queste figure che ovviamente disegnavano nell'area queste rappresentazioni nel segno del pericolo, ma per questo ancora più vissute con partecipazione. Noi stiamo vedendo questa immagine, una sorta di fermo immagine, perché ci sono i cavalli e i cavalieri che passano e sostano, anche per consentire a tutti i visitatori e ai turisti che oggi affollano Nuoro di carpire un'immagine, di catturare un ricordo attraverso un telefonino, una macchina fotografica, ed è questa la parte che ci avvicina verso la chiusura della sfilata. Poi ci daremo un piccolo spazio per alcune riflessioni, avremo degli ospiti che verranno a commentare questa 119esima festa del Redentore, che Videolina manda in diretta in sinergia con Sardegna Live, che garantisce ovviamente il messaggio di questo evento sulla piattaforma streaming, ma così come anche ha avuto nelle voci di Fabio Ardau il racconto in inglese, di Clara Farina quello in lingua sarda, in maniera da dare anche una pluralità di voci a questo racconto nei diversi modi che si poteva raccontare. Vedo Graziano Canu in compagnia di un ospite e gli cediamo la parola. Sì, l'assessore alla cultura Sebastian Cocco, intanto molto soddisfatto, ho sentito i commenti dei colleghi di giunta, perché questa pare che sia l'edizione nell'ultimo decennio più partecipata, veramente tanta gente. Sì, è stata una edizione ed è tuttora un'edizione molto partecipata, della quale siamo tutti molto contenti. Molti turisti, molti sardi che ritornano a vedere i costumi tradizionali anche dei paesi loro di origine, quindi questo ci inorgoglisce molto, perché riconoscono al Redentore comunque una festa di tradizioni e di culture, di appartenenza alle comunità molto sentita. Tanti applausi per la Brigata Sassari, la cui presenza era stata accompagnata anche, insomma non c'è da nasconderlo, da qualche critica. Invece gli applausi confermano che questa è una scelta come dire, che alla gente è piaciuta. Ma è stata molto difficile, in realtà noi abbiamo voluto rendere omaggio ai nostri bisnonni che 100 anni fa dismettevano gli abiti tradizionali che noi abbiamo visto sfilare per indossare quelli della guerra. Noi abbiamo voluto dare in questo modo non solo un senso di riconoscimento alla memoria dei nostri bisnonni, ma anche un messaggio di pace, nel senso che ritornano a sfilare gli abiti civili tradizionali di pace. E ci sembrava un messaggio doveroso da lanciare da Nuoro. Ecco, chiudete una legislatura, andate a chiudere una legislatura che è stata caratterizzata molto dalla parola cultura. C'è stata anche la candidatura di Nuoro Capitale Italiana della Cultura, tra l'altro adesso andate a Matera tra qualche settimana a portare Nuoro in quella sede, nella Capitale Europea della Cultura, da strada aperta, non si torna indietro ormai. Ma direi di no. Messaggio anche per chi verrà dopo. Naturalmente,
uno amministra sempre cercando di lasciare delle cose positive anche a chi viene dopo. Noi crediamo di aver lasciato questo filone, che è quello dell'apertura. Anziché chiuderci nel nostro ombelico, noi abbiamo cercato di aprire una strada, di aprire Nuoro alle culture non solo quelle isolane, ma alle geografie culturali che ci sono in tutto il mondo. Il passaggio di Matera sarà molto importante, come sarà molto importante il passaggio di Parma l'anno prossimo nel 2020. Grazie all'assessore, è meglio che ci leviamo perché arriva il grosso dei cavalli e quindi andiamo oltre le barriere. Linea Giuliano. Grazie. Ancora cavalli, ancora cavalieri, ancora amazzoni. Il cavallo sarebbe stato introdotto dai cartaginesi in Sardegna quasi 2500 anni fa e fu rappresentato per la prima volta nell'isola nelle monete cartaginesi che recavano impressa una figura equina a mezzo busto che vuole significare il simbolo della forza e della dominazione punica in questa terra circondata dai mari. E c'è un proverbio sardo ricordato da Salvatore Cambosu che dice: riccu est andare a caddu, poveru a Samolentina. Cioè andare a cavallo vuol dire essere ricchi perché i poveri vanno in groppa all'asino. Da sempre nella Sardegna tradizionale il cavallo non è stato soltanto un mezzo di locomozione, come dicevamo prima, un essenziale strumento di lavoro, ma anche il segno di un manifestato benessere e di appartenenza alla classe di coloro che possedevano una ricchezza. Continuiamo a vedere il passaggio, tutti in abito tradizionale nuorese. Volevo segnalare prima una coppia di bambini a cavallo, una miniatura diciamo così, che però voglio citare perché rispetto agli altri bambini la piccolina indossava l'abito tradizionale, diciamo ricostruito naturalmente, ma indossava cavalcando in groppa su una sella da groppa, una rarità ormai che però nelle famiglie nuoresi di un tempo era sempre presente sia per le occasioni cerimoniali sia per far andare in groppa per le donne più anziane quando i trasferimenti si dovevano fare necessariamente a cavallo. Quindi quella coppia di bambini rappresentava in sintesi quello che avveniva, quindi una sella da groppa, l'unica che finora ho visto. Poi volevo segnalare un'altra ragazza che indossava, anziché l'abito tradizionale completo, l'abito così come avrebbe fatto per trasferirsi per esempio a prendere ghiande da Nuoro a Saserra, vale a dire cavalcando lei con una gonna in cotonina di cotone, zappala asciutta o a manica de camisa e il fazzoletto, quindi la versione semplificata che era quella più usualmente facile da vedere e che sostituiva i momenti in cui, come dire, la gala massima prevedeva l'accesso alle aree del santuario in abito cerimoniale. Ecco, noi dobbiamo immaginare che i passaggi che stiamo vedendo adesso a cavallo rappresentino il momento in cui questi cavalieri e amazzoni arrivavano assolutamente alla statua del Redentore, mentre è passata adesso una versione assolutamente impropria di cavallerizza nuorese che, siccome perdeva il fazzoletto, se le hanno dato sotto la testa in forma rettangolare, così come fanno le itiresi, mentre le nuoresi non l'hanno mai usato. Perciò la prossima volta la ragazzina dovrà essere dotata di spilli che le tengano in testa la conciatura. Una delle schede del libro Sculture della Sardegna nuragica, curato da Giovanni Lilliu nel 1966, descrive il bronzetto nuragico denominato arciere saettante in piedi sul dorso del cavallo, e Lilliu lo raffigura come un cavallerizzo equilibrista che si esibisce in uno spettacolare rito culturale. È alto 7 cm e poco più, lungo 5-6 cm e proviene dalla località Saliu del Sulcis e si trova nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Ci sono diverse ipotesi su questa minuscola monumentale scultura che rappresenta un unicum non soltanto fra i bronzetti sardi,
ma anche in tutta la piccola plastica in bronzo mediterranea. E poi una curiosità, Picasso, che ha avuto modo di vedere i bronzetti nuragici ad Antibes, ne rimase turbato e conquistato, il che vuol dire che anche i grandi artisti che noi citiamo nella storia hanno preso, c'è una storia, adesso apro una parentesi, che non si sa se sia verità o leggenda, ma ci sono molte ipotesi che fanno propendere per la verità, che dice che i Beatles negli anni 60 vennero in Sardegna in vacanza e si lasciarono ispirare dall'ascolto del canto a tenore per alcune delle loro canzoni che poi hanno avuto molto successo, ma proprio per il modulo di canto trasferito sulla loro forma e forza vocale, e quindi c'è sempre questa Sardegna che ogni tanto emerge anche come fonte di ispirazione nelle pratiche e nei contesti meno aspettati, e quindi da questo punto di vista era solo una curiosità che volevamo mettere in evidenza. Penso che siamo quasi al termine anche del passaggio dei cavalli e dei cavalieri, e questa 119esima edizione della festa del Redentore devo dire che è corsa via con grande speditezza e speriamo fino alla fine con tranquillità, anche in quest'ultimo scorcio che vede appunto altri protagonisti, parte essenziale di questo racconto. Il cavallo sardo non è solo al centro dell'attenzione della memoria collettiva, ma anche al centro dell'attenzione degli sportivi che guardano sempre più numerose le sue ottime prestazioni, così come degli artisti che hanno avuto modo di raffigurare nelle loro opere scene a cavallo o con il cavallo protagonista, e sono davvero opere di grande pregio, come quelle del Figari di Stanis De Sì, che li ritrae mentre accompagnano Sos Castanzeris di Desulo, mentre Montanaru con le sue liriche li canta, oppure Carmelo Floris, che abbiamo già citato in questa lunga diretta, che affresca le processioni barbaricine in cui lo stendardo sacro portato dal cavaliere apre la sfilata solenne, o Aligi Sassu, tra i tanti e tra i maggiori, che è un grande pittore e scultore di cavalli, e nelle sue opere emerge la memoria etnica e l'immagine del cavallo come simbolo di forza, di bellezza e di vitalità. Graziano, credo che tu hai raccontato nei decenni tante volte il Redentore e ogni volta hai portato a casa una fotografia a mio avviso differente, perché è vero che c'è un rito che lega e che rinnova sequenze che noi mettiamo in ordine, ma poi è proprio la bellezza di questa manifestazione che crea l'imprevedibile, l'entusiasmo, l'esclamazione da parte di tutti quelli che vi assistono. Anche per te, così da nuorese che vivi questo racconto e che a tua volta racconti. Da nuorese acquisito, perché tu sai che sono di Dorgali. Certo, ma da nuorese acquisito che vive in questa città da sempre. Sì. La fotografia che oggi mi porto dietro, sai qual è? Quella dei tanti bambini, ma non, o meglio, dei neonati, dei tanti che hanno sfilato in braccio alla mamma. Veramente questa è l'edizione dove l'ho visto di più. Spero che sia anche una sorta di messaggio di speranza, perché tu sai che nel nostro telegiornale ci occupiamo spesso di spopolamento, di denatalità, del fatto che i sardi non fanno più figli. Invece devo dire che quest'anno, almeno alla festa, abbiamo visto uno spettacolo straordinario, che è quello dei bambini in braccio alla mamma, ed è questa la fotografia che oggi mi porto a casa per questa edizione numero 119. E invece negli anni c'è un'edizione in particolar modo che ti è rimasta impressa, quella del centenario, oppure una magari legata anche a un tuo fatto privato, cioè che ti ha legato a un ricordo personale, così se emerge dalla memoria del tuo... Quella del centenario è stata sicuramente molto bella, perché è una di quelle edizioni dove ci c'ero anch'io. Visto che alla prima naturalmente non potevamo esserci. È stata un'edizione bellissima, questa devo dire che è forse in assoluto l'edizione più partecipata in quanto a pubblico che io abbia mai visto.
credo che veramente oggi, ed è una conferma di quanto abbiamo visto 2 giorni fa con la sfilata delle maschere tradizionali, credo che sia anche questo importante, anche perché questa è un'annata difficile per il turismo, perché io nelle ultime settimane per il telegiornale ho raccolto un sacco di lamentele nei centri balneari sul fatto che quest'anno ci siano meno turisti. Io non so se è dipeso da un ritorno in forza dei nuoresi e dei sardi, fatto sta che veramente oggi c'era tantissima gente. Voglio anche cogliere l'occasione per ricordare che il Redentore non finisce qui, non finisce stasera con il Festival regionale folklore che tu presenti al Franco Frogheri, ma c'è la giornata più sentita che è quella di giovedì, il 29, quindi il pellegrinaggio al mattino da Nuoro al Monte Ortobene, poi la Santa Messa del Vescovo Monsignor Mosè Cia che quasi si saluta la città perché fra 15 giorni arriverà il nuovo Vescovo e quindi c'è proprio uno dei momenti più sentiti che è quello legato appunto a quella posa della statua. Tu hai citato la raccolta fondi iniziale. Curioso che io avevo, ecco qua, 13.825 lire sono servite per fare quella statua e 1.800 lire le hanno trovate grazie a quella sottoscrizione che tu dicevi che era stata fatta attraverso le pagine dell'Unione Sarda da Grazia Deledda. Mancavano 1.800 lire. Mi piace ogni volta sottolineare, l'ha fatto anche Nicola Porcu, che saluto, che spero che insomma sia davanti allo schermo a Videolina, anche se purtroppo ha qualche problema di vista alla casa di riposo di Nuoro. Nicola Porco l'abbiamo visto ieri nel telegiornale di Videolina, la memoria storica di Nuoro, ed è stato per quasi 60 anni il custode del Monte Ortobene. Anche lui ha voluto sottolineare il fatto che Vincenzo Ierace per fare quella statua non ha preso una lira, anzi ci ha rimesso di tasca, e quindi mi piace ricordarlo perché è veramente un passaggio, è un momento storico della storia di Nuoro, scusate bisticcio di parole, questo della posa il 29 agosto del 1901 della statua del Redentore sul Monte Ortobene. Davvero tante storie, poi tu hai il piacere, il dovere di documentarle prima come cronaca e poi di riferirle, ecco, come in questo caso attraverso la memoria, come ricordo che non è solo personale ma poi diventa collettivo, perché nasce da un'esperienza che tu hai potuto ascoltare e poi trasferire attraverso la tua voce, i tuoi scritti, la tua testimonianza dentro questa emittente che è un po' la tua seconda casa da sempre, perché tu di Videolina e di questo territorio sei ovviamente la voce e lo sguardo. Ti riferisco a una frase che ha detto un turista, io non avevo in quel momento la diretta, almeno altrimenti gliel'avrei fatta ripetere, ha detto, verso la fine ha detto: oh ragazzi, non ce n'è uno che non mi piaccia, riferito ai costumi. Era la prima volta che veniva qua, sentivo i frammenti della conversazione tra di loro e diceva proprio questo, non ce n'è uno brutto, ha usato questo termine. Credo che questo, insomma, anche se colto al volo, sia veramente l'immagine, spero che sia questa l'immagine che colgono e che arriva ai turisti, perché è veramente molto bello che siano piaciuti tutti i gruppi dall'inizio alla fine. Non c'è stato un momento evidentemente che ha o stancato o annoiato, no, anche perché è stata molto veloce. Sì, infatti complimenti all'organizzazione, perché ci sono state anche edizioni in passato dove frammentate, vuoti, certo. Invece addirittura oggi avevamo preoccupazione noi che il percorso fosse troppo veloce, perché è stato talmente un susseguirsi di emozioni, di momenti straordinari da raccontare, che i fatti e le immagini erano più veloci delle parole di un commento. Infatti in questo continuo a ringraziare, sarò eternamente grato a Franca Rosa Contu, che con la sua puntualità riesce veramente a catturare tutto e a mettere in sintesi quello che è necessario per consentire a chi ci segue, e siamo sicuri che siete tanti attraverso Videolina e Sardegna Live oggi, ad essere lì partecipi di questo racconto che ancora una volta attraverso le telecamere, la magistrale regia di Angelo Palla e di tutti gli operatori ha dato, insomma, ancora prova di una Sardegna viva, che nel rito ripete ma senza essere mai una replica di un passato. E ringraziamo anche lassù, guardando il cielo, perché c'erano molti timori per la pioggia. Il cielo adesso si sta annuvolando, invece per fortuna
è andato tutto veramente, anche il clima devo dire che era forse l'ideale per chi sfilava, perché insomma il percorso è lungo, niente pioggia, ecco, con il passaggio dell'ambulanza e delle forze dell'ordine praticamente si chiude qui la sfilata, sono passati anche gli ultimi cavalieri. Noi abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme, tra poco ci raggiungerà Roberto Tangiano in postazione, che ha vissuto il Redentore sotto un altro aspetto, perché è stato anche colui che ha coordinato un po' l'organizzazione nei giorni precedenti. Insieme a Vidolina hanno creato anche questo ponte di comunicazione che ci ha portato verso il Redentore, che evidentemente ha funzionato, perché anche un'importante campagna aiuta a far arrivare la voce di un invito non solo ai turisti ma ai tanti visitatori che hanno scelto per questo 25 agosto Nuoro ad altre località altrettanto meravigliose della Sardegna, ma che evidentemente in questa circostanza non offrivano tanta attrazione e tanto richiamo come questo luogo in cui la Sardegna si è riversata, si è ritrovata. Franca Rosa, un tuo giudizio su questa edizione del Redentore? Allora, io in realtà non riesco a dare giudizi sulle edizioni, questo può essere un mio limite, perché in ogni edizione trovo sempre dei motivi di orgoglio, di partecipazione, di innovazione, di miglioramento, di riscatto, ed è all'interno di questa analisi che vanno inserite le mie così pizzicate. In 10 anni sono servite. Servite tanto. E penso che se lo si fa come dicevo all'inizio, quando non mi davano rete, io dicevo, io lo dico in serenità e lo dico per il bene di tutti, perché poi questo patrimonio diventa gradito e piacevole per tutti, e proprio per queste ragioni, se noi riusciamo a salvaguardarlo e anche a migliorarlo, perché no, nelle manifestazioni. E poi voglio dire un'altra cosa. Qualunque edizione può risentire, no, di fatti contingenti, basta una caduta, un rallentamento, un disguido qualunque per inficiare in parte una scorrevole sfilata. È successo, però non possiamo e non dobbiamo dimenticare che a ogni passaggio di cavallo e cavaliere, per finire, ma dal primo all'ultimo gruppo, per così dire, queste manifestazioni nelle quali noi mettiamo del nostro nel momento in cui ci è dato di fare, ci sono anni e anni di indefessa passione e amore per questa materia e attività, senza la quale non avremo nulla da dire, nulla da raccontare, nulla da recensire, diciamo così. Quindi ancora una volta, grazie a quest'anima popolare così intensamente diffusa in tutta l'isola, che costituisce un patrimonio unico, devo dire, straordinario, forse a del pari solo in qualche località della Spagna per aderenza così e partecipazione di massa. Quindi questo è un grande valore. Se non ci fosse la passione, no, questo spettacolo come quel Sant'Efisio, come la cavalcata, come le grandi e anche le piccole sagre non ci sarebbero. Il bello è proprio invitare ad una assunzione di responsabilità culturale manifestazioni che sono apparentemente popolari ed estemporanee, se le si guarda con superficialità sono un esercizio puramente estetico, io lo dico sempre. Invece noi dobbiamo ogni volta e in ogni occasione rimandare alla vita vera che è trascorsa dentro questi abiti e dunque fare una riflessione sulla nostra identità di oggi e sul nostro futuro di domani, che non è un futuro folcloristico, è un futuro di vita naturale, ma che ogni volta attinge a radici che noi cerchiamo di fare in modo che siano sempre più profonde, non banali o superficiali. Devo dire che negli ultimi anni le polemiche sono state non tanto sulla qualità dello spettacolo che viene offerto soprattutto al Redentore, quanto su aspetti, come dire, che possono essere considerati anche marginali. Per esempio a Nuoro si continua a discutere se organizzare, se riunificare la processione con la sfilata, cioè se farla tornare nuovamente a una processione legata quindi all'aspetto religioso. Oggi ho raccolto gente che diceva facciamo al mattino la sfilata delle maschere, la sera quella dei costumi. Vabbè, Nuoro è sempre stata una città
come dire, dove terreno di polemiche. Anche la presenza per esempio oggi della Brigata Sassari ha generato qualche polemica che gli organizzatori hanno spiegato molto bene, era assolutamente fuori luogo, e hanno spiegato perché oggi la Brigata Sassari ha sfilato tra cavalieri e costumi. Quindi credo che poi alla fine queste discussioni ci saranno sempre a Nuoro. Però sulla qualità dello spettacolo, della partecipazione dei gruppi, ok, devo dire che negli ultimi anni ci sono state poche polemiche, forse perché non dico che si è arrivati alla perfezione, perché insomma le tue critiche le conosciamo e tu richiami sempre, però insomma un miglioramento c'è stato. Insomma i tempi, per dirla brevemente, i tempi di chi sfilava con le scarpe da tennis sono passati. Diciamo che questo è servito. Io sono in compagnia anche di Roberto Tangiano, che nel frattempo ci ha raggiunto. Con Sardegna Live ha curato tutta l'organizzazione di questo evento, e quindi oggi tutto è andato molto bene, lo abbiamo documentato attraverso le telecamere di Videolina e Sardegna Live in contemporanea. Il tuo giudizio sull'importanza di questa manifestazione, che cosa hai vissuto? Tutto è andato molto bene, perché ancora una volta le formazioni che si sono date appuntamento qua nella città di Nuoro l'hanno fatto davvero con quello spirito di tradizione e di fede che portano nel cuore, ma soprattutto raccontando e con la voglia di raccontare i paesi e i loro centri di provenienza attraverso gli abiti tradizionali, attraverso i canti, attraverso i balli. È davvero un sentimento e un'emozione che accompagna la festa del Redentore, non una sagra, una vera e propria festa nel segno del Redentore, ma anche nel segno di tradizioni popolari che davvero devono proseguire, che si devono conservare, ma soprattutto che devono essere divulgate verso il futuro. Davvero una grande esperienza, una squadra che ha funzionato, il Comune di Nuoro ovviamente. Il Comune di Nuoro che ancora una volta ha saputo dare le direttive, mettere in piedi un'organizzazione perfetta, e voi come Sardegna Live, ovviamente ricordo che Roberto, oltre che validissimo musicista, è anche conduttore, presentatore, anima di questa cultura popolare ma anche della comunicazione. Avete stretto questo bel rapporto con Videolina, e ci dicevamo forse anche la comunicazione ha determinato questo grande successo. Diceva Graziano, non ricorda un'edizione così particolarmente affollata del Redentore, e lui ne ha viste tante e può in questo senso testimoniarlo. Tra l'altro abbiamo anche l'assessore regionale del turismo che tra poco verrà per un saluto. Prego Roberto. Dicevi bene Giuliano, una sinergia che ha prodotto solo bene per la festa del Redentore, ma soprattutto per dare alle tante persone che stanno fuori dalla nostra isola, alle tante persone che non sono della Sardegna ma che la nostra isola la amano davvero, di vedere la festa del Redentore, di apprezzarne attraverso il vostro commento quali sono le particolarità, perché un racconto che ovviamente animato attraverso le vostre voci ricopre e riveste un ruolo e soprattutto una definizione del tutto diversa. Per quanto riguarda la Brigata Sassari, mi è piaciuto molto la scelta del primo luogotenente Aderazzeni, che ha inserito da diversi anni ormai le Launeddas, e quindi anche attraverso quel passaggio è fortemente radicata la presenza della nostra isola. Un lavoro che abbiamo svolto ovviamente all'insegna, anche per quanto ci riguarda, di quell'emozione che accompagna il vero sentimento di questa grande festa, perché la festa del Redentore a Nuoro è uno dei grandi eventi della Sardegna. Allora io chiedo all'assessore regionale del turismo di sedersi vicino a me. L'abbiamo chiamato al volo. Ben trovato, benvenuto a Nuoro. Ha risposto all'invito che questa città le ha rivolto, e quindi ha avuto modo di vivere questa esperienza per la prima volta da assessore, anche se certamente lei ha visitato negli anni passati Nuoro e il Redentore da affezionato a questo tipo di manifestazioni. Che impressione ne ha tratto? Che cosa le è piaciuto di questa giornata? Intanto buongiorno a tutti. Cosa mi è piaciuto? Le tradizioni, la cultura, tramite i costumi, vedere insieme tante persone, vedere insieme i sardi è un orgoglio. Abbiamo fatto vedere una gran parte della Sardegna. Queste sono le cose che noi dobbiamo poi comunicare al mondo. Grazie a queste feste religiose, grazie a questi momenti di aggregazione sociale, ma grazie anche a tutti i turisti presenti, a tutte le persone presenti, noi mandiamo un bel messaggio forte di comunicazione e di valori. A me mi ha colpito molto.
dobbiamo fare ancora di più, ma grazie anche all'amministrazione comunale, al sindaco, hanno fatto e organizzato una bella festa, una festa sicura. Noi dobbiamo dire queste cose come messaggio: la Sardegna dei centenari, la Sardegna è sicura, un'isola felice, sono messaggi forti, un richiamo per il turismo e per i turisti. Quindi gli attori di questa Sardegna, non solo della tradizione, ma i motori anche principali del turismo, alla fine siamo noi sardi, quando indossiamo l'abito, quando viviamo tra la gente, quando puntiamo sull'accoglienza come messaggio principale per chi viene, cioè far trovare a proprio agio coloro che hanno il piacere di visitarci e quindi anche di ritornare, di farsi a loro volta portatori di un messaggio positivo di questa terra. Concordo con lei. Questa è una delle trasformazioni cui io sto portando come assessore in questo assessorato al turismo. Ripartire dalle nostre tradizioni, dall'accoglienza, dalla formazione, dai costumi, messaggi forti. È importantissimo, o ci salviamo noi, non ci salverà nessuno in Sardegna. È inutile aspettare chi dovrebbe dare questa svolta storica. La svolta storica è in mano solo ai sardi. A noi serve solo cambiare mentalità con la politica del fare. Bisogna avere la consapevolezza che la Sardegna è un'isola felice, è un'isola ricca, è una miniera d'oro. Solo noi non lo riconosciamo. Siamo seduti sulla miniera d'oro e non lo riconosciamo. Allora l'invito che faccio io è quello di credere che veramente possiamo dare tanto, è quello che vorrei far capire a tutti i sardi, che l'economia della Sardegna passa tramite il turismo e dalle varie forme di turismo. Noi, esatto. Io la ringrazio moltissimo, davvero grazie. Buon viaggio tra la gente qui a Nuoro e abbia ancora modo di visitare questa città. Noi siamo davvero alle battute finali, Franca Rosa, spetta a noi un pochino tenere ancora per qualche minuto compagnia a questa città di Nuoro. Diceva prima bene Graziano Canu, non è solo questa domenica di festa che stasera vedrà altri momenti di luce, di danze, di colore sul palco del Frogheri, con tutte le formazioni che ovviamente daranno prova di un repertorio che farà muovere questi abiti che stamattina abbiamo descritto, ma farà muovere anche l'orgoglio di queste appartenenze che abbiamo visto passare. C'è la giornata del 29 che è la giornata più importante, perché lì ci si ritrova nell'intimità di una preghiera, in un sentiero di fede che parte col pellegrinaggio, con la celebrazione della Santa Messa, con queste coppie in abito tradizionale che in qualche modo allineano nuovamente il percorso di questa mattina, ma dentro la processione, non a lato insomma, della giornata del Redentore. E poi ci sono tanti eventi collaterali, ma ci sono anche i luoghi di Nuoro deputati non solo in questa giornata con te presenza fondamentale a contenere e custodire i valori della nostra cultura e mi piace sempre dire delle nostre culture, del nostro costume, della nostra arte, del nostro sapere, e vorrei che tu tornassi lì dove vivi, abiti e operi. Sì, allora i nostri musei, arriviamo al sodo, e sono il Museo del Costume e il Museo della Casa Natale di Grazia Deledda, sono aperti oggi fino alle 20. Ciò significa che chi ha piacere dopo questa processione sfilata di visitare questi luoghi può farlo aspettando la serata dello spettacolo, della festa, un palcoscenico, quello di Nuoro, a cui tutti aspirano. E voglio fare anche un'altra riflessione. Nuoro per il Redentore, per lo spettacolo che è il Festival del Folklore abbinato alla Festa del Redentore, e per il Museo del Costume, fin dalla fondazione del Museo del Costume fu vista e guardata dalle comunità tutte come un punto di riferimento. Voglio ricordare che al Museo del Costume donarono abiti le località più lontane della Sardegna, tra le quali Carloforte, per esempio, che si riconosceva in Nuoro come elemento unificante da questo punto di vista della cultura isolana. Io ti ringrazio moltissimo, ringrazio Graziano Canu per questa lunga e bellissima diretta, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto, Angelo Palla e tutta la struttura
di Videolina, Roberto Tangiano e tutta la struttura di Sardegna Live, voglio lasciarvi con questo pensiero di Grazia Deledda. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscelano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Grazie davvero e arrivederci a presto.